Salve, benvenuti a tutte e tutti a questa nona edizione del rapporto con Giammuni Ricicloni Veneto, che è all'interno dell'iniziativa Ecoforum Veneto. È il nono anno consecutivo che presentiamo un'iniziativa che vuole raccontare le eccellenze del nostro territorio. Il nostro Veneto è un territorio di eccellenze e ci pone alle vette delle classifiche nazionali per ciò che riguarda la gestione dei rifiuti urbani. Quindi è giusto, secondo noi, e corretto celebrare anche le eccellenze. Siamo bravi, ma dobbiamo ancora migliorare molto. Oggi lo diremo varie volte, ma dobbiamo perseguire gli scopi del piano rifiuti del Veneto, ovvero arrivare al 2030 senza nuove discariche e senza nuovi inceneritori. Questo è l'obiettivo alto che la Regione, l'assessorato, il Consiglio regionale, i consigli di bacini, i sindaci e la società civile si è data. È un obiettivo ambiziosissimo a cui ci possiamo arrivare solo se lavoriamo tutti assieme. Vi lascio subito la parola, ma prima lasciatemi ringraziare i partner che ogni anno ci consentono di realizzare questa iniziativa. Da Eco Ambiente, che ci ospita, Sesa, Savno, Assocarta, Bioman, Contarina, Esacom, Gea, Acegas APS Amga, Amia, Berica Utilia, Cesaro McImport, Etra, Stena, Veritas, Favini ed infine il media partner, che è il gruppo editoriale NEM. Grazie a queste realtà siamo riusciti anche quest'anno a realizzare questa iniziativa che ci riteniamo molto molto importante. Lascio la parola per i saluti istituzionali, intanto al padrone di casa, quindi al sindaco di Vigo, Valeria Cittadini. Buongiorno a tutti, ringrazio ancora gli organizzatori di questo evento, prima di tutto Legambiente, la Regione, ARPAV e tutti gli enti che ha citato chi mi ha preceduto. Oggi, come si diceva, è un giorno che celebra dei successi e come sindaco di Rovigo sono estremamente orgogliosa che questo evento, lo dicevo anche ieri, si faccia a Rovigo, una città e un territorio insieme al Polesine che hanno dimostrato di avere delle performance appunto di eccellenza. Credo che questo sia un successo fatto veramente da sinergie date da un dialogo importante tra sicuramente i comuni della provincia, sicuramente con i nostre partecipate che hanno il Consiglio di Bacino prima di tutto, ma anche Ecoambiente per quanto riguarda Rovigo, che sono praticamente il braccio operativo di quelli che sono gli indirizzi politici che si danno a questi temi importantissimi. Però il risultato più importante è quello che hanno dimostrato di saper fare i cittadini. I cittadini hanno risposto in maniera importante.
Sappiamo tutti che quando si parla di ambiente, quando si parla di rifiuti, l'azione primaria è quella del singolo cittadino, della famiglia che rispetta in questo caso le regole del riciclo dei rifiuti e quindi della differenziata, scusate. E credo che i cittadini di Rovigo e del Polesine abbiano saputo dimostrare di aver accolto in maniera importante questo invito e quindi di essere cittadini di serie A in questo tipo di esperienza. Quindi grazie ancora e celebriamo pure con queste esperienze. Diceva chi mi ha preceduto, ovviamente si può sempre migliorare, siamo qui per continuare a riflettere e raggiungere ancora risultati migliori, però siamo orgogliosi sicuramente di quello che abbiamo saputo fare finora. Grazie. Procediamo con un saluto del Presidente di Ecoambiente, Pierpaolo Frigato. Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io, mi accodo al Sindaco ai ringraziamenti di tutti gli organizzatori, in particolar modo a Lega Ambiente, per averci ospitato nel nostro comune. Allora, io lascerò qualche dato nella parte tecnica negli interventi che seguiranno, ma ponetemi un attimo di attenzione sull'orgoglio che ieri provavo quando, nella prima giornata di questo evento, di questa nona edizione, sono stati sviscerati dati sia di Rovigo, sia di tutta la provincia, di Ecoambiente, delle performance che ha ottenuto, ma anche a confronto delle altre realtà a noi vicino di tutta la regione. E sono stato piacevolmente colpito dai risultati che, come dicevamo ieri, abbiamo raggiunto in pochissimo tempo, quasi 3 anni, ma avendo anche messo in azione diverse attività, promozione sul territorio, incontro con la cittadinanza, tale per cui siamo riusciti ad ottenere questo risultato. Io dicevo all'inizio, e l'ho sottolineato anche in diverse occasioni, che porterò a casa un bagaglio di conoscenze nuove, sia personali, sia di persone, sia di dati che ci hanno incoraggiato a tal punto che non dobbiamo fermarci, ma dobbiamo sempre andare avanti per tentare di migliorare sia la qualità del servizio e il servizio stesso. Quindi anche se abbiamo raggiunto in poco tempo dei traguardi straordinari, non dobbiamo fermarci, dobbiamo sempre pensare andare oltre, ma soprattutto vedendo le realtà vicine che nessuno è esente da criticità, da problematiche, ma che, ripeto, noi in pochissimo tempo abbiamo ottenuto. Come dicevo prima, ieri sottolineavo il fatto della squadra. Molti dicono che la squadra vince sempre, che bisognerebbe fare squadra. Beh, io credo che ieri abbiamo dato veramente evidenza che la squadra, allargata io oserei dire, e adesso mi spiego nel dettaglio, ha dato ottimi frutti. Perché allargata? Perché, come ho detto ieri, la squadra era formata da principalmente il Consiglio di Bacino, che poi mi seguirà nell'intervento col Presidente, Ecoambiente, e quando io dico Ecoambiente, come ho ribadito ieri, dico sempre dal primo all'ultimo dipendente, dalla direzione, dai CDA che ci sono anche susseguiti, perché se siamo arrivati anche qui oggi è stato anche grazie al contributo di tutti quelli che si sono susseguiti, dei sindaci che grazie ai quali hanno reso possibile attraverso anche l'ospitalità nei vari comuni delle varie serate informative, ma una rete veramente intensa, quotidiana, costante, con un rapporto con loro per la realizzazione di questo, ma non ultimo per importanza il contributo dei cittadini, perché come dicevo ieri noi possiamo veramente mettere a terra qualsiasi tipo di azione, qualsiasi tipo di tecnologia, qualsiasi tipo di buon sistema, ma se alla fine il cittadino non fa la sua parte, tutto questo è vano. Quindi io veramente ringrazio tutti i cittadini, la squadra allargata, per i risultati che abbiamo ottenuto. Sono orgoglioso di aver rappresentato Ecoambiente nella veste ieri del Presidente, ma anche come cittadino di Rovigo, abitando proprio qui, e soprattutto per me è un arrivederci. Per me questa era, e concludo il mio intervento, era la prima edizione a cui partecipo, spero di partecipare anche alle prossime, in qualsiasi comune venga fatto, e proprio perché personalmente mi ha arricchito veramente, ma soprattutto mi ha dato una modalità di confronto
propositivo rispetto alle altre realtà, decretando un risultato finale veramente straordinario per Rovigo e tutta la provincia. Quindi vi ringrazio per la partecipazione anche di oggi. Il risultato dopo lo vedremo con la premiazione anche per i comuni di Rovigo, sta a significare che abbiamo fatto un buon lavoro. Come dico sempre, non ci fermeremo, dobbiamo sempre migliorare, sempre andare avanti, perché abbiamo raggiunto un traguardo, ma ce ne sono tanti di traguardi da raggiungere. Quindi grazie a tutti, grazie a chi ha organizzato questo, grazie a chi ha partecipato e soprattutto un arrivederci. Grazie ancora. Grazie. Invito a raggiungerci il Presidente del Consiglio di Bacino Rovigo, Tiziano Menon. Buongiorno a tutti gli intervenuti a questa seconda giornata di Ecoforum. Un saluto particolare a Valeria Cittadini, che è il sindaco della città di Rovigo, che ci ospita, e comunque a tutte le pregiatissime figure istituzionali che oggi sono qui presenti. Come direttore porto naturalmente i saluti del Consiglio di Bacino Rovigo, del Comitato di Gestione e anche del nostro direttore Giovanni Biagini, che peraltro ha partecipato ieri a un dibattito nella prima giornata che si era svolta nella sede qui vicino di Palazzo Roncale. Il Consiglio di Bacino 2017, il Consiglio di Bacino di Rovigo è stato costituito nel 2017 con lo scopo di programmare ed affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di svolgere importanti funzioni di organizzazione e di controllo del servizio di gestione, servizio che poi è stato affidato alla nostra società in-house, quindi Ecoambiente, con contratto trentennale che scadrà nel 2050. Il Consiglio di Bacino Rovigo, e questo è stato il primo caso in Italia, ha lo scopo di raggiungere importanti obiettivi ambientali, quindi l'aumento della raccolta differenziata e la riduzione del secco residuo, ha concordato per tutti i comuni, tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo, l'istituzione di un'unica tariffa puntuale corrispettiva. Questo è iniziato nel 2023 con i primi 21 comuni e sono seguiti nel 2024, quindi quest'anno, gli ulteriori 29 comuni. Questo ha fatto sì che per tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo ci sia ora un'unica tariffa, ci sia un unico piano economico finanziario, ci sia un unico regolamento di servizio, ci siano delle politiche territoriali sovracomunali, ci siano sicuramente delle economie di scala e non da ultimo una comunicazione puntuale e comune per tutti gli utenti della provincia. I risultati raggiunti già dal 2023 sono di grossissima soddisfazione, l'ha ricordato anche adesso il Presidente Frigato. Sono di grossissima soddisfazione e anche nel 2024 abbiamo già visto che ci sono ulteriori miglioramenti. Questo ci fa quindi ben sperare di poter raggiungere gli importanti obiettivi che sono stati posti a livello europeo. Chiaro che noi non ci dobbiamo fermare, dobbiamo continuare a migliorarci, anche perché questo sarà il nostro modo di dare un ulteriore contributo, un ulteriore apporto al raggiungimento dei risultati dell'intera Regione Veneto. Con Ecoambiente la collaborazione chiaramente è della massima qualità e serve anche per dare anche un'azione di monitoraggio sul servizio reso per poter eventualmente intervenire anche ad eventuali criticità che dovessero emergere. Termino di nuovo ringraziando tutti gli organizzatori di questo importante convegno, quindi Ecoambiente in particolare e comunque la Regione, l'ARPAV. Ringrazio anche la Camera di Commercio che ci ha ospitati in questa bellissima sede e anche la Fondazione Cariparo che ieri ci ha ospitato nella sede di Palazzo Roncale. Sono stati ieri e saranno oggi importanti momenti di confronto, importanti momenti in cui abbiamo affrontato e andremo ad affrontare temi veramente che ci toccano da vicino e temi di grossissima importanza, assolutamente attuali. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie.
Ora do la parola all'assessora al lavoro, istruzione, formazione e pari opportunità della Regione del Veneto, Valeria Mantovan. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Porto non solo il mio personale apprezzamento per questa mattinata di confronto, ma anche quella del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, e ringrazio in particolar modo Legambiente e tutti gli enti strumentali che hanno contribuito a far sì che oggi si parli della 9ª edizione di questa iniziativa Comuni Ricicloni, perché è bene ricordare una cosa. Noi siamo di fronte a delle sfide importanti, delle sfide che ci vedono responsabilmente coinvolti tutti e ci vedono chiaramente affrontare uno dei temi principali, che è quello del cambiamento climatico. È inutile negare che siamo di fronte a dei cambiamenti importanti, cambiamenti che vanno, dove possibile, gestiti nel migliore dei modi, anche attraverso le azioni che riguardano il nostro quotidiano, come ad esempio la raccolta dei rifiuti. E in questo devo dire che le nostre società sono state molto attente, perché hanno avuto un'attenzione particolare per il territorio, l'hanno coinvolto, l'hanno incontrato, e i cittadini hanno dimostrato di voler seguire le nuove e le buone pratiche, purché informati, consapevolmente informati. E quindi, oltre alla sfida di continuare questa raccolta che è sempre più differenziata, noi dobbiamo porci anche il tema di gestire questo residuo, questi rifiuti, e lo dobbiamo fare in un'ottica appunto di rispetto sempre maggiore per la tutela dell'ambiente. Credo anche però che da amministratori, qui vedo tanti sindaci che ringrazio per la sensibilità che dimostrano con la loro partecipazione oggi, credo anche che un'altra sfida che ci dobbiamo porre è anche quella non solo appunto di rispettare, ripeto, l'ambiente, ma è anche quella di contenere i costi per le famiglie, ma avere un servizio che diventa e risulta essere sempre più efficiente. In questo la Regione del Veneto sarà sempre al fianco delle associazioni che si impegnano in questo senso, sia appunto con un occhio di riguardo alla collettività, all'ambiente, ma soprattutto alle famiglie che devono usufruire di questi servizi. Chiudo dicendo questo. Il Polesine ha dimostrato tante volte, nonostante sia un territorio che spesso viene ritenuto erroneamente ai margini, di saper fare scuola, e io credo quindi che le buone pratiche che questo territorio pone in essere debbano essere raccontate e spiegate bene anche al resto delle altre province. Perché, come si tende a dire, fa più rumore un albero che cade che una foresta che cresce. Io penso che qui stia crescendo una foresta bellissima, fatta di buone pratiche, fatta del coinvolgimento dei cittadini e soprattutto degli amministratori e delle società, che insieme formano una sinergia che va preservata e sempre più rafforzata. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di lavori. Grazie. Ora diamo lettura alla lettera del Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Pregiatissimo Presidente Lazzaro, ringraziandola del cortese invito, mi duole comunicare che, come già anticipato dalla mia segreteria, a causa di pregressi impegni istituzionali non potrò partecipare a Ecoforum Veneto 2024. Questa manifestazione è diventata negli anni un appuntamento rilevante per discutere delle migliori pratiche in materia di raccolta differenziata e riduzione del conferimento dei rifiuti in discarica. I comuni premiati oggi rappresentano un esempio virtuoso di come sia possibile coniugare efficienza, innovazione e rispetto per l'ambiente. I traguardi conseguiti, oltre a spronarci a migliorare ulteriormente, sono la dimostrazione concreta che attraverso la collaborazione e l'adozione di politiche lungimiranti si possono ottenere risultati straordinari. Prova ne è il rapporto annuale dei Comuni Ricicloni Veneto, un documento che testimonia i progressi compiuti e le sfide ancora da affrontare. Questo documento non è solo una raccolta di dati, ma un vero e proprio strumento di pianificazione e miglioramento continuo, che ci consente di monitorare le performance del territorio e di individuare le aree su cui concentrare l'attenzione. Ringraziando Legambiente Veneto per gli sforzi organizzativi profusi nell'organizzazione di questa importante vetrina e rinnovando le mie congratulazioni alle amministrazioni premiate, concludo porgendo i saluti della Regione del Veneto e i miei più cordiali. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Bene, io per concludere darei parola a Luigi Lazzaro, Presidente di Legambiente Veneto.
Grazie Elena, buongiorno a tutti. Mi aggiungo ai ringraziamenti ovviamente per il Comune di Rovigo, per la Camera di Commercio, per Regione Veneto, in particolare l'assessorato all'ambiente che ha creduto nell'idea di ragionare su un momento di discussione così importante che in questi 9 anni è diventato un momento molto importante. E chiaramente all'associazione Ecoambiente e a tutti i partner che credono in questa avventura di discussione, di dialogo sempre più fitto, sempre più denso per raggiungere obiettivi. Aggiungo solo una cosa, oggi celebriamo i comuni, tanti comuni che raggiungono obiettivi importanti e lo facciamo non solo perché sono bravi a raccogliere rifiuti, ma perché ci aiutano a conseguire importanti risultati che stanno dentro gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Qui ne avete alcuni che abbiamo voluto evidenziare, che riteniamo fondamentali per il percorso che gli amministratori stanno facendo nei loro territori e i loro cittadini, perché non dobbiamo dimenticarci che oggi premiamo i cittadini insieme ai sindaci e ai comuni che permettono il miglioramento delle performance, permettono una qualità della raccolta che ci aiuta a produrre miglioramento nel lavoro, nelle attività produttive, per rendere le città e le comunità sempre più sostenibili, ci permettono di lottare per contro il cambiamento climatico, che è il cappello che sta sopra tutte le attività e le azioni che in questa fase particolare di transizione ecologica stiamo facendo. Ci aiutano a produrre energia pulita che viene dagli scarti, ad esempio dalla FORSU, dall'organico, che può essere valorizzato attraverso la digestione anaerobica e produrre energia. Ci aiutano a migliorare la salute dell'ambiente naturale, dell'ecosistema, degli ambienti marini, dell'ambiente terrestre. Insomma, stiamo cercando di lavorare per migliorare le nostre performance ambientali, non solo quelle dei rifiuti, lo stanno facendo gli amministratori, i cittadini e chi vuole essere parte di questo percorso nella veste di impresa, di azienda, di industria, di consiglio di bacino, insomma in tutti i ruoli possibili, perché abbiamo un obiettivo comune che è quello di migliorare la qualità della vita delle persone che vivono in questi territori, di garantire uno sviluppo sostenibile che sta dentro questi obiettivi, quindi lavoro dignitoso e lavoro che si cambia, che si trasforma, che si rigenera rispetto al cambiamento che dobbiamo porre in atto per ridurre quelli che sono i consumi di fonti fossili e invece l'aumento delle energie rinnovabili, di cui appunto un pezzettino fa anche la raccolta differenziata dei rifiuti, e per garantirci a tutti uno sviluppo che sia equo, che sia giusto per tutti e soprattutto che sia comune, che sia collettivo, attraverso un lavoro di coesione. Uno degli obiettivi che noi evidenziamo e sta alla base di questa piramide alla mia destra è quello della partnership per raggiungere gli obiettivi, cioè le stesse Nazioni Unite dicono dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo fare in modo che ci sia una coesione forte tra società civile, amministratori pubblici, imprese, aziende, tutti per raggiungere quegli obiettivi, altrimenti sfilacciandoci, altrimenti facendo interessi particolari e non collettivi rischiamo di rallentare questo percorso. Oggi noi crediamo che questo evento, Comuni di Cicloni e questo Ecoforum, sia un pezzettino chiaramente di come si può provare a costruire un percorso comune e farlo per camminare insieme, ascoltandoci reciprocamente, per poi trovare una sintesi attraverso gli enti preposti che abbiamo a disposizione e che fanno egregiamente il loro lavoro. Oggi vedremo uno di questi che è ARPAV, grazie al quale non potremo redare il nostro rapporto Comune di Cicloni perché, lo ripetiamo ogni anno, raccolgono dati e li mettono insieme in una maniera veramente eccezionale, molto meglio di tante altre regioni. Anche lì siamo leader, insomma, ecco, qui c'ho il direttore generale di ARPAV di fronte, siamo leader anche rispetto a come raccogliamo e raccontiamo i rifiuti. Noi crediamo anche all'aiuto di Legambiente, che in questi anni ha messo al centro dell'attenzione un grande lavoro che spesso rimane nelle retrovie perché è un lavoro tecnico-scientifico e tendenzialmente i cittadini fanno un po' fatica. Ecco, il nostro ruolo in questo lavoro di partnership è quello anche di agevolare la comprensione di alcuni elementi chiave per aiutarci tutti quanti a crescere. Io auguro buon lavoro a tutti e spero, insomma, per le premiazioni di vedervi molto presenti, molto attivi. Grazie. Ringrazio Luigi Lazzaro e nel frattempo do il benvenuto a Paolo Cagnan, vice direttore Nord-Est Multimedia, che ci aiuterà a condurre la mattinata. Procediamo con la presentazione dei dati dei rifiuti urbani di ARPA Veneto e nel dettaglio in particolare dell'unità organizzativa economia circolare, circolo dei rifiuti end of waste e sottoprodotti.
e di ARPAV, sui quali Legambiente organizza appunto il rapporto Comuni Ricicloni. E quindi ci ha già raggiunto Alberto Ceron, grazie. Buongiorno a tutti, ringrazio Luigi appunto per la presentazione e per il ringraziamento e ricambio, perché è sempre un piacere lavorare con voi. Allora, come ogni anno riportiamo i dati che abbiamo elaborato durante quest'anno e sono relativi appunto all'annualità precedente 2023, e ci sono appunto alcune cose interessanti. Intanto siamo sempre tra le regioni leader in Italia come raccolta differenziata e come rifiuto pro capite tra i più bassi d'Italia. Una cosa voglio dire, è stato detto, sono stati ringraziati i cittadini. Effettivamente i risultati che abbiamo li abbiamo raggiunti nel corso di più di un ventennio. È un percorso, che si diceva ieri, che è partito dal basso, è partito dalle amministrazioni locali, è partito dai cittadini, è partito delle aziende locali, e che appunto è coadiuvato da Regione, dagli enti locali, da ARPAV, in modo tale da creare, e dai consigli di bacino, da creare una sinergia tra tutti questi soggetti che fanno del Veneto, e poi vedrete dove siamo arrivati appunto con i flussi, con la tariffa unica, una regione leader che a livello italiano. Per quanto riguarda i dati, il rifiuto urbano è aumentato. Adesso dite, siamo bravissimi, eppure è aumentato. Sì, ci sono alcuni fattori. Il Veneto è una regione con una grande presenza turistica, che è sempre in aumento. C'è stata un'innovazione, una modifica normativa che ha modificato le modalità di assimilazione dei rifiuti delle utenze non domestiche, e questo potrebbe far presagire all'aumento. Noi raccomandiamo che le azioni di prevenzione, di comunicazione ai cittadini vengano sempre rafforzate e mantenute sempre a livelli molto, molto elevati, perché è un attimo, appunto si parlava ieri anche del problema dei rifiuti abbandonati, bisogna stare sotto, sì, i cittadini sono bravi, però bisogna anche accompagnarli nel loro percorso. Sul rifiuto residuo, sulla raccolta differenziata, siamo arrivati a un 77,6% di percentuale. Abbiamo già 3 bacini, Belluno, Destra Piave e Sinistra Piave, che hanno superato l'obiettivo di piano al 2030, ma come vedete ho messo una freccetta per Rovigo, che appunto nell'ultimo anno ha fatto un exploit veramente, veramente notevole, se ne parlava prima. Quindi abbiamo comunque, rispetto agli obiettivi nazionali di legge, abbiamo il 97% dei comuni che hanno già superato un obiettivo del 2012, di 12 anni fa. E sull'obiettivo di piano dell'84% medio abbiamo un 41% di comuni, però insomma c'è qualche anno di margine. Poi vedete che in poco tempo, se si applicano quello che è stato fatto qui a Rovigo, vedete che i miglioramenti arrivano veramente nel giro di pochi anni. E qui vedete che la maggior parte dei comuni piccoli hanno la raccolta differenziata più elevata. Vedete appunto che i problemi li abbiamo su comuni con più abitanti, però vedete che la distribuzione delle raccolte differenziate migliori sono nei comuni con meno abitanti, è chiaro questo. Sul tasso di riciclo siamo sempre a livelli molto elevati, perché si dice sempre raccogliamo, ma poi che fine fa? Ecco, dai calcoli che abbiamo verificato, anche basati sulle analisi merceologiche, abbiamo appunto appurato che, sebbene da alcune parti dicono sì che la qualità sta un po' peggiorando,
vediamo che siamo su livelli molto elevati e superiori all'obiettivo del 65%. Per quanto riguarda il rifiuto residuo, siamo a una fase di stallo, siamo a un 100, scusate che non lo vedo, sì, sui 110, grazie, sì, adesso vedo un po' meglio. Sul rifiuto residuo siamo sulle 536.000 tonnellate prodotte, e anche qui i comuni più piccoli sono quelli che hanno raggiunto le performance migliori. A livello regionale il piano prevede un obiettivo di 80 kg di rifiuto residuo medio, perché non tutti i bacini hanno quell'obiettivo, perché a seconda dell'indice di complessità territoriale hanno perché si è tenuto conto appunto delle difficoltà di alcuni territori, ci sono delle realtà che hanno una deroga in questo. Però vediamo che anche qui destra Piave, Belluno e sinistra Piave sono ampiamente al di sotto dell'obiettivo degli 80 kg. Rovigo è appena iniziato con le politiche, ma ci aspettiamo che nel giro di poco riesca a raggiungere gli 80 kg preassegnati. Abbiamo fatto delle elaborazioni sulla base del regime di tariffazione. Come vedete il Veneto è diviso in regime presuntivo e in regime puntuale, che comprende sia in regime di tariffa che in regime di tributo, che sarebbe la parte azzurrina. Abbiamo visto che in regime di puntuale, quindi sia tributo che tariffa, abbiamo delle percentuali migliori di raccolta differenziata, un 84% contro il 72%, abbiamo un pro capite inferiore sia di RUR che di rifiuto urbano, e anche un costo del servizio leggermente inferiore. Un aiuto per raggiungere questi obiettivi è sicuramente la distribuzione capillare dei centri di raccolta, che intercettano circa 32 punti percentuali di raccolta differenziata. Sono distribuiti in quasi tutti i comuni o ultimamente si creano dei centri un po' più grandi che sono a servizio di più comuni, ed è una realtà che permette di raccogliere 775.000 tonnellate di rifiuti urbani. Le frazioni maggiormente raccolte sono logicamente quelle dove è anche più difficile raccogliere con la raccolta domestica, quindi sono il verde, il vetro, il legno e gli ingombranti. Per il compostaggio domestico che è stato attivato nel 93% dei comuni, e per i comuni che lo attivano è previsto anche un ricalcolo della raccolta differenziata, sebbene non si parli di un rifiuto raccolto, è una prevenzione di rifiuto, e si è visto che dall'applicazione del compostaggio domestico in tutti i comuni del Veneto sono state sottratte 72.000 tonnellate di rifiuto organico, che bene o male non è stato prodotto, ma viene conteggiato nei calcoli per la raccolta differenziata. C'è un errore di visualizzazione, era una slide di... non ho capito perché, ma erano gli impianti, era l'antitesi di questa. Questa è la slide sul gestito del rifiuto, della produzione di residuo e come viene gestito in 7 discariche, 3 termovalorizzatori e TMB. Vedo che ci sono degli errori grafici che comunque hanno praticamente un 25%, 26% di gestione. La restante parte della torta, che vedete in grigio ma nella slide non lo vede, è tutta la parte che va a recupero, e se vado a memoria è un 32% che va a recupero di organico, 31% che va a recupero delle frazioni secche, vediamo multimateriale e carta e cartone, un 5% è recupero dei RAE, e dopo mi sembra un altro 5% di spazzamento e ingombranti. Questo è appunto il diagramma dei flussi dei rifiuti urbani in Veneto. L'ho messo
qui non perché ve lo devo spiegare, ma per farvi capire che appunto ogni anno viene l'analisi del rifiuto della filiera del trattamento del rifiuto urbano viene effettuata e permette di supportare la Regione nell'applicazione della gestione dei rifiuti, sia residuo sia gli scarti delle raccolte differenziate, ai 10 impianti di piano. La programmazione dei flussi ha fatto in modo di assicurare sicuramente un destino a tariffa di tutti i rifiuti prodotti dai gestori dei consigli di bacino, anche per gli scarti raccolte differenziate, e avrà la sua piena applicazione nel momento in cui verrà anche approvata la tariffa unica di conferimento, che sarà appunto all'ordine del giorno dopodomani in Regione. Io vi ringrazio, i dati li troverete da lunedì nel sito di ARPAV e anche la pubblicazione. Grazie Ceron. Abbiamo un'importante rappresentanza della Regione qui oggi, siamo molto felici. Qui davanti a me c'è anche l'assessore Cristiano Corazzari. La invito a salire sul palco per un indirizzo di saluto. Breve perché siamo in ritardo, ma questo è un classico nostro, recupereremo cammin facendo. Prego. Grazie, sarò rigorosamente osservante rispetto a questo invito di brevità. Saluto voi tutti, vi porto anch'io il saluto della Regione del Veneto, del Presidente Luca Zaia, del nostro anche assessore di comparto che è l'assessore Bottacin. Saluto la mia collega Valeria Mantovan. Adesso siamo contenti perché siamo in due in Polesine a poter portare il sindacato del territorio in Regione, e quindi riteniamo che anche su una materia così importante come quella della gestione dei rifiuti, del governo di una materia ambientale che è sempre più di attualità e sempre più al centro delle nostre sensibilità anche politiche, perché al cittadino questo interessa sia direttamente, in quanto il cittadino si aspetta di avere dei servizi adeguati con dei costi che siano coerenti con il livello dei servizi, e d'altro canto però rappresentano anche un po' il livello di civiltà stessa di una comunità, il sistema di gestione dei rifiuti. Ovvero, se vogliamo reinterpretare il nostro ruolo con una propensione al futuro, al rispetto ambientale, alla sostenibilità, non possiamo esimerci da porci degli obiettivi ambiziosi in questo settore. Ringrazio Lega Ambiente perché è di stimolo sicuramente il ruolo che così capillarmente svolge sul nostro territorio e che è anche di sprone per noi amministratori per impegnarci sempre di più nell'ambito delle politiche ambientali. Ho uno sguardo al Polesine, ho guardato un po' di dati, ho ascoltato un po' della relazione che mi ha preceduto, e io penso che anche in Polesine ci sia del percorso da fare. Dobbiamo porci l'obiettivo di essere perfettamente integrati con un sistema veneto, che è un sistema d'eccellenza a livello nazionale. Tutti gli amministratori che qui vedo e qui saluto hanno, penso, al centro dei loro pensieri queste tematiche, e ne discutiamo spesso anche assieme a loro, e è molto importante che riescano ad avere le informazioni corrette e necessarie affinché possano assumere le migliori decisioni anche per il territorio e per le proprie comunità. Quello che penso è anche che noi come amministratori e politici dovremmo porre nell'ambito delle nostre scelte legate a queste materie al centro il cittadino, al centro il territorio e il concetto di appunto efficienza, contenimento dei costi, efficienza e obiettivi ambiziosi. Ecco, su questo io penso che lavorando tutti insieme come comunità, istituzioni, territorio, amministrazioni, potremo continuare a far sì che anche per il futuro il Veneto rappresenti una regione appunto di riferimento, e questo non per caso ma grazie al lavoro di tutti, al lavoro che viene dal basso e al ruolo che hanno svolto tutti i nostri enti e le nostre istituzioni che si occupano della materia. Grazie ancora a voi tutti e buon lavoro e complimenti. Grazie Assessore. Io riprendo un attimo i fili perché vedo molte persone che conosco, mi fa piacere. Il mio gruppo Nord-Est Multimedia
segue i comuni di Cicloni e Lega Ambiente in questo percorso dall'inizio, quindi sono 9 anni di tour, è una tournée annuale e mi piace quando vedo facce nuove perché vuol dire che qualche comune si è inserito nelle classifiche, ma sono contento anche di rivedere i rappresentanti dei comuni d'eccellenza che ogni anno, e non è facile confermarsi, restano in vetta alle classifiche. Il mio gruppo si chiama Nord-Est Multimedia, siamo nati un anno fa dall'acquisizione da parte di una media company nordestina delle 6 testate che appartenevano al gruppo GEDI, Mattino di Padova, Nuova di Venezia e Mestre, Tribuna di Treviso, Corriere delle Alpi, Piccolo di Trieste e il Messaggero Veneto di Udine. Chiuso lo spottone, adesso il programma prevede un confronto molto interessante che riguarda la tariffa, direi così la tariffa spiegata semplice, o meglio spiegata ai sindaci. Noi sappiamo che ovviamente molto spesso nella filiera anche complessa che determina le scelte di tariffazione arriva all'utente finale soltanto l'elemento negativo, cioè ovviamente il costo finale, ma molto spesso si ignorano, diciamo dal punto di vista anche tecnico-giuridico, le dinamiche che stanno dietro alla compilazione delle tariffe, a ciò che le determina e al ragionamento che ci sta dietro. Sia nei consigli di bacino che nei consigli comunali arrivano delibere, determine, atti di indirizzo che fissano le nuove tariffe, ma spesso chi deve decidere, chi deve approvarle non è pienamente consapevole del percorso che ha portato a quella scelta. Quindi questo è l'obiettivo dei prossimi 3/4 d'ora. Allora, dunque, noi abbiamo, e l'invito qui con me, Loris Tomiato che introdurrà il tema, direttore generale di ARPA Veneta, la farei stare sul palco. E dunque con noi allora Davide Donadio e Walter Giacetti, consulenti della Fondazione IFEL. Voi potete sedervi qui con me. Paolo Giandon, Direzione Regionale Ambiente, Transizione Ecologia, prego. E Monica Bettiol, Direzione Assetti e Governance Ambientale di ARERA, l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente. Solo posti in piedi, no, dovremmo, se no mi alzo io. Ci siamo? Prego. Microfono. Se mi mandate una breve presentazione che avevo preparato. Allora, quando mi è stato affidato il compito di spiegare, in sostanza di introdurre il tema della tariffa ai sindaci, ho provato a ripensare a un'era geologica fa. 35 anni fa io iniziavo il mio percorso da sindaco. Quindi ho provato a pensare quali potrebbero essere le modalità con cui in maniera semplice metto nella condizione chi sta dedicando, perché i risultati che il collega Ceron ha presentato sono soprattutto merito dei territori, merito dei sindaci. E quindi ho detto proviamo a immaginare un percorso che poi dal punto di vista tecnico i miei colleghi che mi seguiranno andranno nel dettaglio, ma che porti i territori a capire le dinamiche che abbiamo davanti. Allora, partiamo da un ragionamento che ci porta a dire siamo stati divisi per volontà del legislatore regionale in bacini, che sono la governance di riferimento dei territori. Quindi i sindaci fanno riferimento al presidente dell'autorità di bacino per attuare le politiche in quel territorio. Abbiamo territori diversissimi. Quando Alberto prima rappresentava in sostanza le grosse difficoltà che in Veneto abbiamo tra la parte turistica della regione, che è sempre più importante perché è la prima industria che abbiamo a livello regionale, e i comuni piccoli e i comuni montani, e questa differenza territoriale poi si ripercuote anche nella differenza nell'ambito della gestione dei rifiuti. Quindi partiamo dalla necessità, e abbiamo visto ieri un aspetto estremamente importante, perché abbiamo iniziato a parlare di trasparenza e di solidarietà nell'azione delle 12 realtà
dei bacini che sono diverse per territorio, per densità, per storia anche. Ma qual è l'importanza? E quindi nel ragionamento introduttivo che faccio mi limito alla componente del costo di smaltimento nell'ambito della tariffa che il cittadino vede. Proprio perché il ragionamento serve per dire che quando la Regione ha dato i principi ispiratori del piano rifiuti ha teso in sostanza a rendere democratico l'aspetto e quindi a mettere in condizione il cittadino veneto, dall'ultimo comune in sostanza del Polesine, Bergantino tanto per dire, e andare fino ad Arabba dove noi abbiamo una sede, lo mettesse nella condizione di avere un riferimento certo per la quota di smaltimento definitivo. Allora, come vediamo in questa slide, noi abbiamo in sostanza presentato il piano, articolato il piano e confrontato. Mi ricordo che con Luigi parlavamo delle tesi che Legambiente in sostanza aveva già indicato, quindi il tema della necessità di garantire volumi in discarica e spazi nella potenzialità degli inceneritori esistenti era uno dei pilastri del ragionamento che abbiamo fatto. Allora, quando parliamo di un obiettivo del rifiuto residuo pro capite di 80 kg, parliamo di un elemento che porta ad avere uno scenario al 2030 di sufficienza dei volumi di discarica presenti nel Veneto e di sufficienza dei 3 impianti di incenerimento presenti nel Veneto. Questo è l'assioma su cui il piano ha innestato in sostanza tutte le altre misure. Allora, quando parliamo di questo, parliamo anche della necessità di dire il cittadino, indipendentemente da dove risiede, deve avere accesso allo smaltimento ad un costo uguale. Partivamo quindi dalla necessità di mettere insieme le 12 esperienze negli ambiti territoriali, definendo il percorso che va dal lato regionale. Poi il dottor Giandon, che è il rappresentante della Regione dell'attuazione del piano, magari entrerà nel merito in maniera più precisa. Allora, come vedete, in sostanza, la produzione pro capite sta, e l'ha segnalato anche il dottor Ceron, è leggermente aumentata, ma quando parliamo dell'obiettivo degli 80 kg pro capite, e magari molliamo un po' la presa sugli 80 kg pro capite, che è l'obiettivo più sfidante che la Regione Veneto ha accettato, e arriviamo a 90, se fate 10 kg per i 5 milioni di abitanti nel Veneto, vuol dire che introduciamo la necessità di una discarica da 50.000 tonnellate l'anno. Quindi il gioco è presto fatto, la tensione che i territori devono conservare è una tensione che dice: tutte le buone pratiche che dobbiamo mettere in comune, tutte le nostre azioni sono mirate ad avere queste garanzie. Quindi quando parliamo dell'incidenza dello smaltimento definitivo, e quindi io mi fermo nel tassello che va grosso modo nell'intorno del 20% rispetto alla tariffa che il cittadino paga, parliamo quindi del costo di smaltimento e in sostanza di tutta quella regia che la Regione ha assunto per governare affinché ci sia un costo unitario di smaltimento proposto al cittadino veneto. Allora risulta evidente che quando movimentiamo flussi di materia, movimentiamo flussi economici. Quindi andare a garantire per ciascuno dei 12 bacini un sito di smaltimento vuol dire dare la garanzia ai cittadini che, indipendentemente dal posto dove finiranno i rifiuti, la cifra che questi saranno chiamati a pagare nell'ambito dell'intero importo della tariffa sia comune. Questo è stato fatto definendo gli impianti di piano. Allora, come vedete, ci siamo soffermati sul rifiuto urbano residuo e sugli scarti da raccolta differenziata. Qualcuno potrebbe dire: ma perché non avete normato anche la Forsu? No, ma non è stata normata la Forsu perché la Forsu ha impiantistica in Veneto
sovrabbondante rispetto alla domanda di trattamento. Abbiamo potenzialità installate che sono più di 2 volte rispetto alla nostra capacità produttiva. Quando Alberto prima ha detto che l'avvio del compostaggio domestico ha sottratto 72.000 tonnellate, se voi fate il paragone con la provincia di Rovigo che ne produce 40, vuol dire che la buona pratica di avviare il compostaggio domestico ha superato l'intera produzione della provincia di Rovigo. Allora, programmare, come dicevo prima, i flussi vuol dire quindi dare garanzia che non servono più decreti emergenziali. Vuol dire dare la garanzia che il rifiuto prodotto ha una corretta collocazione e, come dicevo prima, dare garanzia vuol dire anche esercitare un meccanismo di democrazia, ma soprattutto fare in modo che i 12 bacini abbiano quell'atteggiamento di natura solidaristica che mette insieme le buone pratiche come il fatto di ospitare i rifiuti nel proprio territorio. Allora, perché arrivare a una tariffa unica? Perché la situazione delle tariffe prima andava dai 70 ai 190 per le discariche e quindi magari qualcuno si sentiva fortunato perché nel proprio territorio aveva una discarica che applicava un costo industriale di 70 euro, ma qualcun altro era estremamente sfortunato perché magari ne doveva pagare 190. Se andiamo dal punto di vista degli inceneritori, anche lì abbiamo differenze estremamente abissali. Allora, come arrivare al percorso del costo unitario di smaltimento? Immaginando che il corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e degli scarti da trattamento presso gli impianti di piano abbia una determinazione annuale che tenga conto di tutta una serie di aspetti, determinazione annuale che starà in capo in sostanza al bacino unico regionale e per la parte tecnica alla segreteria del piano che è fatta dai 12 direttori dei bacini. Quindi un meccanismo che porti attraverso dei principi a valorizzare le buone pratiche senza dimenticare il disagio ambientale che i comuni hanno nell'ambito dell'aver ospitato impianti nel proprio territorio. E quindi questo mix di premialità collegata al saper fare, ma anche compensazione del disagio ambientale, ma anche e soprattutto accompagnamento dei delta tariffari, che è l'impegno che la Regione ha assunto e che noi in sostanza come organo tecnico della stessa ci muoviamo nell'ambito della programmazione e della raccolta dei dati. Con quali modalità? In sostanza individuando una quota che noi abbiamo stabilito essere una quota nell'ambito della media ponderata. Che cosa vuol dire media ponderata? Vuol dire prendere tutti i flussi che il dottor Ceron prima vi ha mostrato, moltiplicarli per il costo industriale di ciascun impianto di conferimento e poi dividere per la totalità, ottenendo quindi un costo medio di smaltimento, che è il costo che applicheremo a ciascun, ripeto, cittadino del Veneto. Il definire questo tipo di modalità poi consente di definire anche una quota che va ad alimentare una linea di finanziamento che serve per dire: ok, visto che ci siamo messi insieme, visto che abbiamo un aspetto anche solidaristico da attivare, questa quota dovrà accompagnare chi ha grosse differenze da pagare, cioè chi pagava prima 70 e si trova a pagare i 130 del costo medio ha un incremento importante. Allora abbiamo immaginato un percorso di assorbimento di queste differenze in un quinquennio, ma dall'altra parte chi è bravo. Abbiamo visto prima che anche in Polesine i risultati sono importanti e apprezzabili, quindi in un percorso che consenta di dire da una parte c'è un accompagnamento e dall'altra c'è una premialità per chi è virtuoso, perché comunque deve esserci una gara tra i territori in materia di virtuosità. Quindi attraverso questa media ponderata e questo va anche tenuto conto di che cosa?
del fatto che i comuni che ospitano impianti devono avere il riconoscimento del disagio ambientale, ma i bacini che ospitano quegli impianti devono avere anche, attraverso il riconoscimento del contributo fuori bacino, in sostanza un ristoro a quei territori che per primi si sono offerti. Se voi avete visto prima, i 12 bacini sono estremamente diversi. Abbiamo bacini che sono all'eccellenza nelle buone pratiche, ma non hanno la presenza di impianti. In altri territori invece abbiamo la presenza di impianti accompagnati a buone pratiche, e poi in qualche altro territorio che magari è partito dopo non abbiamo né impiantistica e neanche buone pratiche. La volontà espressa era partire tutti perché tutti potessero andare avanti. Vado verso la fine. Allora, creare delle linee di finanziamento vuol dire quindi accompagnare. Abbiamo immaginato un quinquennio che partirà dal 1° gennaio 2025 per arrivare al 2030, ma perché? Perché, come dicevo prima, se non accompagniamo ai movimenti di materia che sono i rifiuti anche in sostanza i movimenti economici, non siamo nella condizione di raggiungere quell'obiettivo che era l'obiettivo sfidante di dire al 2030 i volumi in discarica, al 2030 i 3 inceneritori esistenti soddisfano il fabbisogno veneto, e mi sembra che questo fosse l'imperativo che la Regione ci ha consegnato nel immaginare un percorso di piano. Quindi, per chiudere, il tema è premiare i virtuosi, spingere i meno virtuosi, accompagnare di anno in anno, dando visibilità a ciò che i territori fanno in maniera equa, trasparente e garantendo il ristoro. Mi fermerei qua. Grazie direttore. Direi che questo è sicuramente un inquadramento generale del tema che adesso svilupperemo più tecnicamente con Davide Donadio e Walter Giacetti. A voi la parola. Avete presente quella famosa frase "sarò breve"? Vi ricordate Tribuna Politica, le relazioni dei dirigenti di partito, insomma, pre-internet. Ecco, io potrei fare lo stesso adesso qui. Sono fake news e lo sappiamo. Insieme a Walter Giacetti e tenervi qui un po' di tempo. Ci occupiamo da parecchi anni di tariffazione puntuale per conto della Fondazione IFEL. Da poco è stato pubblicato questo rapporto. Nella mia presentazione, che vi renderà disponibile Legambiente, troverete i link per scaricarla, e sul sito della Fondazione poi trovate altre pubblicazioni. In particolare nel 2019 avevo curato insieme a Walter la guida alla tariffazione puntuale, un vero e proprio manuale. La più grande soddisfazione per noi è stata quando abbiamo scoperto che alcuni comuni, anche del Veneto, avevano utilizzato le schede sulle buone pratiche che avevamo censito come inizio di un percorso per passare anche loro in tariffazione puntuale. Se mi attivano le slide, le faccio io direttamente dal telecomando? Perfetto. Allora, questi sono i temi che trattiamo. Le slide vi saranno lasciate, io devo, per questioni di tempo, perché in 2 abbiamo 16 minuti, salterò abbondantemente. 15 minuti. No, vedevo il timer là, vi chiedo scusa. Allora, ci si prova, va bene. Quando parliamo di tariffazione puntuale, dobbiamo avere in mente, ve lo sapete perché in Veneto, quando mi capita di incontrare i sindaci, raramente questo termine, questa terminologia è sconosciuta, cosa che invece, vi giuro, nel resto d'Italia è ancora una roba che sembra, non so, non il futuro, ma la fantascienza. Ecco, in Veneto è una pratica comune. Io vedo in platea tantissime persone che ho incontrato negli ultimi anni, anche perché per conto di ARPAV abbiamo fatto una serie di laboratori proprio con i consigli di bacino per un progetto europeo. Però è importante chiarirsi 2 cose. Già prima ARPAV l'ha detto: quando parliamo di tariffazione puntuale
noi non facciamo riferimento a un regime specifico di prelievo, cioè al regime corrispettivo o al tributo puntuale. Per noi tariffazione puntuale, come poi ARERA ha riportato nell'MTR2, è qualsiasi un sistema che è o il tributo puntuale o la tariffa corrispettiva, ma che comunque prevede l'identificazione univoca di ciascuna utenza, la misurazione puntuale. Qui abbiamo una norma, l'unica norma praticamente con dettaglio tecnico, che è un DM dell'aprile 17, e poi la commisurazione, cioè l'utilizzo di quei dati per determinare una parte della tariffa variabile all'utente. Quanto è grande questa parte dipende dal comune, cioè da chi fa le tariffe. In Veneto questo è l'elemento di eccellenza assoluta, che è stata già detta all'inizio dal Presidente del Consiglio di Bacino di Rovigo. La politica tariffaria, la decisione di fare la tariffa puntuale è una policy, una politica che non vede il Comune da solo. Il Comune in questo percorso, in provincia di Rovigo, è stato straordinariamente veloce, nonché virtuoso, probabilmente senza uguali in Italia. In questo percorso il Comune non è solo, perché è all'interno di un sistema che è formato dagli enti, gli enti d'ambito di bacino, quindi entità sovracomunali e aziende, quindi il lato gestione, che in genere coincidono molto spesso con la dimensione territoriale dell'ente d'ambito. Questo è un unicum in Italia. Noi abbiamo in tante altre regioni gli ATO regionali, quindi un ente d'ambito regionale, immaginate alcune regioni, è molto lontano dal territorio, oppure abbiamo una estrema frammentazione gestionale, per esempio il Piemonte, tanti gestori diversi. Ora, questa peculiarità del territorio veneto, proprio lato governance e lato gestione, è stata uno dei fattori che ha favorito enormemente la diffusione della tariffazione puntuale in modo coerente sul territorio. Purtroppo le slide non rendono bene perché è un formato diverso da quelle nostre, l'estensione è diverso da quello di ieri peraltro. Questo è il volume, che sotto ci sono i link da cui potete scaricarle, potete anche vedere il video di presentazione. Il 15 novembre scorso a Roma è stato presentato il volume nell'ambito di un convegno. Allora, vedete, questa è la mappa dell'Italia, in cui abbiamo rappresentato in rosso i comuni che già erano in tariffazione puntuale prima in rosso, scusi, quelli che sono passati nell'ultimo triennio, i dati sono al 2022, e in verde quelli che lo erano già. Allora, che cos'è che vi salta all'occhio? Sostanzialmente che la tariffazione puntuale è un fatto del nord-est. Si sta diffondendo, adesso i comuni piemontesi sono molto piccoli, ma si sta diffondendo a ritmo molto elevato in Piemonte grazie a delle policy regionali. Ma la tariffazione puntuale è nata nel nord-est e qui ancora ha il suo territorio di elezione. I comuni in tariffazione puntuale in Italia sono 1116 per circa 8.100.000 abitanti in totale, questo dati 22 ripeto, di questi il 26%, oltre il 26% è in Veneto. Adesso con le ultime, l'aggiunta della provincia di Rovigo negli anni 23 e 24, il Veneto rappresenta oltre il 30% dei comuni italiani in tariffazione puntuale. Vedete, la tariffazione puntuale si diffonde per poli, cioè ci sono tanti comuni sparsi, ma nel nord-est si diffonde per gruppi. Anche in Veneto, in realtà nelle province in cui è più diffusa, Treviso, Belluno, Vicenza e ovviamente Rovigo, ma anche Venezia, proprio grazie ai gestori unici o comunque una forte concentrazione gestionale, ma vicina al comune, abbiamo delle avanzate omogenee per pezzi di territorio che impara, c'è un'osmosi, c'è una contaminazione da territorio a territorio, si impara l'uni dagli altri. Per me, guardate, è sempre una grandissima occasione di apprendimento. Io giro tutta Italia con questo lavoro, vedere il dialogo tra i consigli di bacino, cioè il modo in cui
si ragiona insieme. La tariffazione puntuale è anche uno dei perni, uno degli elementi che ha determinato gli elevati risultati in campo ambientale che abbiamo visto già nella relazione di chi mi ha preceduto. Questa è la mappa del Veneto in cui vedete appunto come è distribuita. Quelli colorati sono i comuni di tariffazione mutuale con l'anno in cui sono andati, Walter, anche le animazioni non ci sono. Vedete che il territorio sostanzialmente sguarnito è quello della provincia di Verona, che è anche il territorio che, come abbiamo visto, come sappiamo, è quello che è più indietro in termini di risultati, di performance ambientali. Io ho indicato le cose che vi ho detto, i punti di forza, le peculiarità della tariffazione puntuale in Veneto. Ora, un altro aspetto chiave è questo: siccome il Comune non si trova da solo a gestire questa complessità, ma ha un gestore, come dire, che è un compagno, più che un compagno di strada, è un partner, in Veneto più che in qualsiasi altra regione, tranne praticamente la provincia autonoma di Bolzano e Trento, il regime tariffario che i comuni scelgono è quello della tariffa corrispettiva, che significa che poi tutto il servizio, anche la riscossione, è diciamo, nelle mani del gestore. In questo caso la tariffa ha anche l'IVA, che è un vantaggio per le aziende che possono evidentemente detrarsela. La tariffazione mutuale, sfatiamo due miti e poi dopo la parola a Walter Giacetti. No, abbiamo ancora qualcosina. No. È diffusa tra i comuni di tutte le dimensioni demografiche, non solo tra i piccoli. Vi diranno, la possono fare solo i piccoli. Non è vero. In Italia vi sono 13 comuni con oltre 50.000 abitanti. Questa mappa li vedete, la maggior parte sono in Emilia Romagna. Ecco, adesso ho cambiato tutto. Se lo metteste come presentazione ci aiutereste, erano solo visualizzate. F5 mi pare che sia, o F11. La maggior parte sono in Emilia Romagna. In Veneto l'unico grande comune di tariffazione mutuale è Treviso. Ecco, come abbiamo capito dal piano, ma lo vedo diciamo, in questa specifica tariffazione mutuale, l'eventuale futuro passaggio di Padova e Verona e Vicenza, che però è più piccola, determinerebbe sicuramente un beneficio generale. Do la parola a Walter Giacetti. Dopo una sola cosa: i comuni di tariffazione puntuale in Veneto raggiungono mediamente l'84% di raccolta differenziata e producono circa 66 kg pro capite di RUR in media. Ovviamente abbiamo in alcune fasce risultati ancora più alti, a fronte di circa il 71%, meno del 71% dei comuni in regime presuntivo per quanto riguarda la raccolta differenziata e 152 kg e più pro capite di rifiuto urbano. Questo è il grosso effetto della tariffazione puntuale. Sulla raccolta differenziata il Veneto è la prima regione in assoluto e fanno molto bene anche i comuni non in TP, ma per quanto riguarda il RUR la differenza è notevole. E su questo proprio lascio la parola a Walter. Se torniamo alla visualizzazione completa, che eccoli qua, che è meglio, perfetto. Sì, c'è un po' di disimpaginazione. Io continuo senza presentazioni tutt'uno perché fa parte di un unico ragionamento. I dati che avete visto sul Veneto, se li raffrontiamo, purtroppo c'è questo problema di impaginazione, ma comunque ve lo dico a voce, se li confrontiamo con gli obiettivi del piano che sono stati ampiamente illustrati, e quindi gli 80 kg, l'84% medio, ci dicono che i comuni, che sono circa sostanzialmente ormai metà del Veneto, che sono in tariffazione puntuale, quindi dimenticandoci della provenienza provinciale, insomma facendo un cluster di comuni in tariffazione puntuale, hanno mediamente raggiunto e superato, sia in termini di raccolta differenziata che in termini di rifiuto residuo pro capite, gli obiettivi di piano al 2030. Quindi se vediamo la tariffazione puntuale come a parità di sistema, come quel quid, quell'anima in più del sistema di gestione dei rifiuti, possiamo anche affermare
e i dati lo dicono, che sono quel delta, quello sprint che può consentire una già buona gestione, perché il Veneto, lo possiamo dire, è il primo, probabilmente la prima regione in Italia per raccolta differenziata anche nel 2023, se c'è il salto alla tariffazione puntuale è quasi automaticamente, insomma, almeno dal punto di vista medio statistico, poi va fatta un'analisi caso per caso, in grado di raggiungere il dato Veneto. I sistemi di misurazione di tariffazione puntuale sono vari, qui li scorriamo velocemente, la maggior parte di voi li conoscono. Siamo di fronte però, e questo è un dato che vediamo e verifichiamo a livello nazionale e anche in Veneto, a una complessità crescente del sistema di articolazione tariffaria, perché siamo passati storicamente da una tariffa monomia, la vecchia TARSU, solo la superficie, poi la binomia con i componenti, gli abitanti, poi la misurazione e i sistemi che attualmente stiamo utilizzando nel Veneto, anche un po' come capofila nazionale, parlano ormai di tariffe polinomie, trinomie, più probabilmente quadrinomie, tutta la provincia di Treviso, la provincia di Rovigo hanno un sistema quadrinomio e addirittura l'Emilia Romagna pochi giorni fa ha elaborato un proprio sistema che è pentanomio, ha 5 componenti. Quindi la complessità cresce. Noi abbiamo provato, l'abbiamo fatto già nel 2019, a classificare i sistemi, queste sono le modalità con cui possiamo fare la tariffazione puntuale, quindi la complessità è alta, non ci proviamo neanche a descriverla e siamo in un momento veramente storico, perché dopo 25 anni DPR 158 del 99 è l'ultima norma dello Stato che regola la modalità di articolazione tariffaria, in cui in questi 25 anni chi ha fatto tariffazione puntuale, abbiamo visto come è cresciuto il numero di comuni, ha potuto sperimentare per norma di legge sostanzialmente dei propri metodi. Quindi soprattutto chi è in tariffa corrispettiva, che è il modello prevalente nel Veneto, ha inventato sostanzialmente dei metodi che si sono anche diffusi in modo importante e in modo anche molto innovativo rispetto alla tradizionale tariffa binomia, e lo ha fatto in assenza di una regolazione nazionale stringente. Alcuni vincoli ci sono, la copertura al 100% dei costi ad esempio, ma non altri. Ad oggi abbiamo invece l'ARERA, e quindi è un testimone che lasciamo all'avvocato Bettiol che ci segue e con cui c'è un link anche molto particolare, lo dico perché è stata direttore del Consiglio di Bacino di Rovigo fino a qualche anno fa, quindi insomma Rovigo è un po' un filo conduttore anche in questa storia della tariffazione e diciamo l'ARERA si è dato come compito entro la fine del prossimo anno di definire il nuovo sistema di articolazione tariffaria a livello nazionale. Quindi è un piacere essere qui anche di fronte a questa autorità, rappresentante dell'autorità, che può forse raccogliere anche le esperienze che il Veneto, come prima regione in Italia, come diffusione e come numero di abitanti, sta svolgendo. Andiamo a chiudere, perché ho gli sguardi, dicendo cosa? Non vi faccio più vedere numeri, dicendo che ci sono delle tendenze in atto e hanno l'epicentro il Veneto molto importanti in termini di innovazione del sistema. Una tendenza, se ne è parlata, è quella tariffe unitarie di area vasta, quindi le tariffe non si fermano come perimetro al comune, ma diventano tariffe uguali, standardizzate su ampi territori, tipicamente i territori dei consigli di bacino. Nel caso di Rovigo corrispondono con la provincia, nel caso di Treviso sono ampi territori e questa è una tendenza che si sta svolgendo. I benefici sono evidenti e non li descrivo. Un'altra tendenza su un altro piano, quella dell'articolazione tariffaria, è il superamento della superficie. I metri quadri, è chiaro, uno studio addirittura del 95 in provincia di Treviso lo dimostrava, non sono legati alla produzione di rifiuti, sono i componenti, le persone che sono legate alla produzione di rifiuti e i loro comportamenti, e quindi il superamento della superficie è stato fatto in Veneto da più di 1 milione di abitanti come metodo, come modello di raccolta, si sta diffondendo anche in altre regioni ed è un'innovazione al sistema classico. Sulla misurazione del secco residuo lo sappiamo e ci sono anche altre possibilità di tariffa individuale. Io vado a chiudere sostanzialmente, qui ci sono le slide, le lasciamo le cose e consegniamo un po', anche in questo testimone di relatori, all'autorità degli spunti
che riassumono un po' quello che abbiamo detto, perché auspicabilmente ne tenga conto in una regolazione che sia inclusiva e non esclusiva delle esperienze che si sono consolidate nel territorio e che soprattutto vede il Veneto come un po' portabandiera di queste esperienze che però si stanno diffondendo anche nel resto d'Italia. Grazie a tutti. Bene, grazie a Donadio Giacetti. Io cedo la parola e il palco a Paolo Giandon, Direzione Regionale Ambiente e Transizione Ecologica della Regione. Prego. Grazie. Ringrazio anch'io Legambiente per l'invito e per l'occasione, insomma, che è sempre molto importante, di confronto, e soprattutto questo spazio che è dedicato un po' anche a noi Regione, insieme a tutti quelli che lavorano per il miglioramento della gestione dei rifiuti, per dire qualcosa, no, ai sindaci, ai territori che sono gli attori principali poi dei risultati che si raggiungono. Vabbè, non vedo la presentazione. Ecco, io prima cosa che volevo dirvi, parto da qua. Quando parliamo di tariffa, molte cose le ha già dette il direttore di ARPA, quindi io cercherò anche di essere sintetico. La prima cosa da chiarire è quando parliamo di tariffa unica lato regione, cioè per quello che stiamo spiegando come regione e come l'ARPA, parliamo, come è scritto qua, di tariffa unica di conferimento della frazione non recuperabile del rifiuto urbano, cioè tutto quello che non si può recuperare e quindi deve andare a discarica o a termovalorizzatore, presso gli impianti che il piano rifiuti ha individuato, che non sono tutti, non è qualsiasi impianto, sono 10 impianti che il piano ha individuato come luoghi in cui gestire questo rifiuto urbano. E questa è la prima cosa che è importante chiarire, perché poi invece quando si parla di tariffazione puntuale e di tariffazione più in generale dobbiamo sempre tener conto che i costi della gestione dei rifiuti riguardano il servizio di raccolta, no? Quindi l'affidamento al servizio di raccolta, tutta la parte di logistica, quindi i trasporti poi dei rifiuti al luogo di destinazione, e poi appunto il costo di conferimento agli impianti che trattano questi rifiuti per renderli poi termovalorizzarli, quindi, oppure depositarli in discarica. E anche qua, perché è stato attivato questo percorso, no? Già è stato detto qualcosa, ma io vorrei con semplicità dire: il piano ci ha dato al 2030 3 obiettivi principali, che sono spingere la raccolta differenziata all'84% per abbassare la produzione di rifiuto urbano residuo fino a 80 kg abitante anno, in modo che non avremo più bisogno di discariche al 2030, ma saranno sufficienti i termovalorizzatori. Ecco, questi sono, dopo ci sono varie altre cose, ma questo per fare sintesi. Per arrivare là, vista anche la precedente esperienza, perché noi veniamo da un piano del 2015 e prima ancora da un altro piano, che avevano già indirizzato, dato queste direttive, ma certe cose non siamo riusciti a farle, e ne è testimonianza, come avete visto anche nella presentazione iniziale, il fatto che nel nostro territorio regionale abbiamo situazioni molto diversificate. Qualcuno è già più avanti verso questi obiettivi, qualcuno li ha già raggiunti, altri invece sono ancora distanti. Quindi abbiamo dovuto individuare questi 3 strumenti principali: la gestione regionale dei flussi, dopo chiariamo che cosa vuol dire, qualcosa ho già detto, la tariffa unica di conferimento agli impianti, come l'ho definita prima, e la necessità di premiare e incentivare tutte quelle realtà sul territorio che si danno da fare per raggiungere questi obiettivi, in primis i consigli di bacino e i comuni. Questi sono i 3 strumenti. Allora, cominciamo dalla gestione regionale dei flussi, che è uno strumento che è già attivo da 2 anni e si è rivelato importantissimo. Già ora, seppure ancora non siamo arrivati, no, a quella tariffa unica per cui tutti gli impianti sul territorio regionale costano nello stesso modo.
Cosa vuol dire gestire i flussi? Vuol dire che abbiamo 12 bacini, ognuno con la sua produzione di rifiuto urbano non recuperabile, abbiamo 10 impianti, quindi già capiamo che non tutti i bacini hanno un impianto. Gli impianti quindi sono a valenza regionale e come regione noi, naturalmente in collaborazione con i consigli di bacino, con ARPA, eccetera, diciamo quello che viene prodotto in quei 12 bacini deve andare in uno o più di quei 10 impianti. In sostanza noi andiamo a dire anno per anno cosa va dove rispetto al rifiuto urbano. Quindi ho già detto, da 2 anni è in applicazione, ci ha permesso di superare le difficoltà dovute alle emergenze, agli imprevisti, perché si è attivata sostanzialmente una rete di collaborazione tra consigli di bacino, regione, ARPA, impianti. I consigli di bacino sono più sicuri del lavoro che fanno perché hanno una garanzia sulla destinazione di quella frazione non recuperabile, però rimane ancora un sistema imperfetto. Perché imperfetto? Perché comunque in ogni caso ci sarebbe una tendenza dei consigli di bacino naturale ad andare a portare il proprio rifiuto all'impianto che costa meno. Nonostante noi come Regione cerchiamo di distribuire equamente, però permane questa disparità. Allora il secondo strumento, che è la tariffa unica, ha proprio questo obiettivo. Primo, eliminare la differenza tra gli impianti, quindi rendere ancora più efficace lo strumento della gestione dei flussi, ma contemporaneamente permette anche la costituzione di un fondo regionale, così prevede il piano, per poter avere il modo di incentivare chi fa bene. Perché se non abbiamo lo strumento economico per incentivare chi fa bene, qualcosa ci manca. Abbiamo visto anche negli anni passati, non si riesce a spingere nella giusta direzione. Ecco, quindi il terzo strumento è proprio questo, cioè questo fondo che andiamo a costituire anche attraverso questa tariffa unica, che appunto ha questa parte di premialità, ci serve per incentivare le azioni che vanno nella direzione degli obiettivi di piano. Quindi rispetto alla determinazione della tariffa unica, di cui sto parlando ora, il piano prevede che i criteri siano approvati dalla Giunta, che poi il comitato di bacino regionale, cioè l'insieme dei consigli di bacino, si esprima in merito ogni anno all'importo che questa tariffa deve assumere, partendo dai criteri che ha dato la Giunta, ma per arrivare là, per arrivare a costruire qual è, diciamo, l'importo più corretto da attribuire alla tariffa unica, è stato anche costituito un gruppo di lavoro tra i direttori dei consigli di bacino, perché è giusto che questo percorso sia un percorso condiviso e sul quale tutti sono d'accordo. Allora, questa tariffa unica si compone, sempre semplificando, di una parte relativa all'impianto e di una parte che deriva dall'applicazione del piano. Allora, nella componente impianto abbiamo il costo industriale, che viene determinato secondo metodologia ARERA, quindi è stata l'autorità di regolazione nazionale che ha fornito le indicazioni e gli indirizzi su come va calcolato il costo industriale. Poi, e questa è la frazione, diciamo, è la componente variabile, no, della parte impianto, perché come abbiamo visto ogni impianto ha un costo industriale diverso. Ci sono altre 2 componenti che non starò là ad approfondire perché semplicemente sono applicazione di normativa. La prima è l'ecotassa, che è dovuta solo per il rifiuto che va in discarica, però anche qua è una quota fissa che si aggiunge al costo industriale, e poi il contributo, cosiddetto contributo ambientale, che va al comune che ospita l'impianto e che dovrebbe andare a ristorare il disagio che il comune, il territorio subisce per avere l'impianto sul proprio territorio, appunto. E anche questo con, diciamo, l'applicazione della tariffa unica diventa una quota fissa, nel senso che sarà applicato lo stesso importo per tutti gli impianti di piano.
C'è poi una componente che deriva appunto dall'applicazione del piano. La prima è il cosiddetto contributo fuori bacino, che a dire il vero è previsto da una legge regionale del 2000, quindi è nuovo, relativamente nuovo, ma finora non era stato mai applicato. Ma è importante perché diciamo che va a esercitare una sorta di effetto di compensazione rispetto ai territori che magari sono un po' più indietro con i risultati, il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, anche perché hanno all'interno del proprio territorio un impianto e pertanto la presenza dell'impianto ha un po' ritardato la necessità di andare verso azioni che riducono la produzione di rifiuti e aumentano la raccolta differenziata. E poi c'è una quota di contributo appunto che va a definire, a rimpinguare questo fondo che viene ridistribuito poi a tutti i territori e vari consigli di bacino in funzione, secondo i risultati che ciascun territorio ha raggiunto. Ecco, quindi non sto a ripetermi, prima voce solo per fare un riassunto perché vi resti magari un po' più fisso in mente. La prima voce è il costo degli impianti, che è una media ponderata dei costi industriali calcolati secondo metodologia ARERA e validati dalla Regione Veneto, cioè non è che ogni impianto decide, applica la metodologia e stabilisce lui qual è il costo, no, c'è anche tutto un lavorio che fa la Regione di confronto con gli impianti, di verifica delle voci di costo per fare in modo che sia la Regione poi alla fine a determinare qual è la tariffa sulla base dell'applicazione appunto da parte degli impianti della metodologia ARERA. Ci sono le 2 quote fisse di cui ho già detto e su quali non mi ripeto. C'è questo contributo fuori bacino che, come aveva già accennato prima Loris Tomiato, è dovuto dai consigli di bacino alla Regione e al Consiglio di bacino che ospita l'impianto, ma è il Consiglio di bacino che deve portare ad impianto fuori bacino, quindi a dover contribuire e dare questo contributo. E poi appunto la quota che va al fondo incentivante di piano, che dovrebbe da un lato premiare i consigli di bacino e i comuni virtuosi, dall'altro fornire anche risorse per proprio finanziare iniziative specifiche nel campo dell'economia circolare. Anche questa dovrebbe essere un'azione che già dal 2025 con l'applicazione della tariffa unica potremo essere in grado di fare proprio utilizzando questa quota. Come viene determinata la premialità? E qua vado alla conclusione. Queste sono le 7 voci che al momento, dopo tutta la trafila che i criteri per la determinazione della tariffa hanno fatto in giunta, in commissione consigliare regionale, poi sono tornati in giunta, poi sono stati ancora approfonditi e messi a punto meglio definiti dal tavolo di lavoro regionale tra i direttori di consigli di bacino, e tengono conto di alcuni fattori. I primi 2 sono relativamente allo scostamento rispetto all'obiettivo di piano della produzione di rifiuto urbano residuo, quindi rispetto all'obiettivo degli 80 kg al 2030. Il secondo è analogo, anche se fa riferimento non al 2030 ma alla situazione attuale, quindi sono 2 indicatori che tendono a premiare, proprio a rafforzare la premialità per quei territori che hanno raggiunto i migliori risultati. Un altro elemento è la presenza di impianti, poi la qualità della raccolta differenziata, cioè i risultati delle analisi merceologiche, l'applicazione o meno della commisurazione puntuale, cioè se è stata attivata, perché questo è un altro delle indicazioni di piano, se è stata attivata la tariffa puntuale, le forme di responsabilizzazione dell'utente, anche queste in vari modi, quindi tramite iniziative di sensibilizzazione, attività e iniziative che sono state prese a livello di Consiglio di bacino, e il miglioramento delle performance, cioè quanto abbiamo migliorato rispetto all'anno scorso.
Ad esempio Rovigo quest'anno avrà per questo indicatore un valore elevato perché dall'anno precedente all'anno successivo ha avuto un miglioramento notevole rispetto alle performance. Quindi siamo a questo punto ad aver concluso la prima fase e ad essere nel corso della fase più applicativa. Come è stato detto, lunedì avremo un incontro con i presidenti dei consigli di bacino per andare a stabilire se la proposta che è stata elaborata dal tavolo di lavoro è condivisa anche appunto al livello dei presidenti e dal 1° gennaio 2025 dovremmo attivare questo meccanismo per cui in qualsiasi impianto si vada in Regione Veneto, sia esso discarica o termovalorizzatore, si pagherà lo stesso importo. Io ho finito, vi ringrazio. Grazie. Ecco, a chiudere questa sessione, Monica Bettiol della Direzione Assetti e Governance Ambientale di ARERA. Prego. Allora, buongiorno a tutti. Sì. Allora, io ho preparato questo intervento che si divide in due parti. La prima, che secondo me era necessaria, serve a introdurre un po' questo tema delle autorità indipendenti che spesso è poco conosciuto e semplicemente vuole raccontare chi sono queste autorità, che poteri hanno, e questo per comprendere un po' meglio le logiche con cui si muovono quando fanno i provvedimenti. La seconda parte invece è specificatamente dedicata alla metodologia tariffaria, che non verrà spiegata nei dettagli tecnici, ma verrà illustrata relativamente a quelli che sono i principi ispiratori e quindi i criteri che stanno dietro alle formule, ai parametri, al linguaggio tecnico della metodologia stessa. Allora, le autorità indipendenti sono un fenomeno relativamente recente. Fanno la loro comparsa in Europa più o meno negli anni '80 del secolo scorso. In Italia compaiono nella seconda metà degli anni '90. Perché nascono? Nascono perché sostanzialmente si avverte l'esigenza che determinati settori particolarmente sensibili, facciamo l'esempio della privacy, dell'ambiente, dei servizi di pubblica utilità, vengano sottratti all'indirizzo politico della maggioranza di governo, di volta in volta al potere. Perché? Perché sono particolarmente importanti e perché la tutela degli interessi sottesi ha natura tecnica e quindi la loro tutela necessita di regole tecniche capaci di adeguarsi nel tempo a quelle che sono le evoluzioni tecnologiche e anche ai continui mutamenti degli assetti di mercato. Quindi una normale pubblica amministrazione non avrebbe potuto, con i normali poteri, non avrebbe potuto garantire una tutela efficace di questi interessi. Per quanto riguarda ARERA nello specifico, l'autorità nasce il 14 novembre 1995 con la legge 481. Inizialmente le vengono attribuiti poteri di controllo e regolazione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale. Le finalità che le sono state assegnate sono quelle della promozione, della tutela degli interessi dei consumatori, quindi un'attenzione particolare agli utenti, ma al tempo stesso anche una promozione della concorrenza e della qualità dei servizi. Successivamente, come sappiamo, le competenze vengono estese al settore idrico nel 2011, al settore dei rifiuti nel 2017 e più recentemente anche al teleriscaldamento. Poteri, ecco, questa è la parte particolarmente interessante secondo me. Abbiamo detto che le autorità amministrative indipendenti sono pubbliche amministrazioni, ma sono pubbliche amministrazioni che sono dotate non solo dei tipici poteri amministrativi, quelli che hanno i comuni, quelli che hanno le regioni o altre pubbliche amministrazioni. È dotata di poteri molto forti che la avvicinano anche per certi aspetti al potere legislativo e al potere giudiziale in senso lato. Infatti ha il potere che la caratterizza, che è il potere di regolazione. Il potere di regolazione è di fatto un potere normativo, perché significa poter predeterminare le regole di condotta che dovranno essere osservati da tutti gli attori del settore di volta in volta regolato, pubblici e privati.
Quindi tutti i soggetti che si trovano ad operare in un settore sono tenuti ad osservare le norme dettate dall'autorità, così come sarebbero tenuti ad osservare una norma di legge. Esempio di esercizio di questo potere è l'adozione della metodologia tariffaria, quindi delle regole che si devono osservare per elaborare il piano economico-finanziario e quindi definire il montante tariffario da dividere poi agli utenti che sono chiamati a pagare la tariffa corrispettiva oppure la Tari. L'altro potere molto forte che ha l'autorità è il potere di vigilanza e di verifica. Questo non ha carattere generale, ma riguarda di volta in volta un territorio determinato, quindi sono atti individuali. Esempio di questo potere sostanzialmente è l'approvazione del piano economico-finanziario, che può avvenire senza prescrizioni se il piano economico-finanziario è stato elaborato secondo le regole dettate dalla stessa autorità, oppure con prescrizioni se sono necessari aggiustamenti. E infine abbiamo anche un potere sanzionatorio, che è un potere diretto dell'autorità che può intervenire nel momento in cui le regole che abbiamo detto essere obbligatorie dettate dalla medesima autorità non vengono rispettate. Ad esempio, e adotta sanzioni amministrative pecuniarie, quindi illeciti amministrativi. Sono state erogate sanzioni, ad esempio, poche, devo dire, nel caso di territori che erano rimasti inerti nella predisposizione di piani economici finanziari. Ecco, qui è stata riportata la norma che più ci interessa, se volete, cioè quella che attribuisce le competenze ad ARERA nel settore dei rifiuti urbani. È il comma 527 dell'articolo 1 della legge 205, è un periodo molto lungo che l'ho riportato per intero proprio perché è di estremo interesse e poi ho provato un pochino a ricomporlo per renderlo un po' più comunicativo, fruibile. Vedete che all'autorità viene dato l'arduo compito di comporre interessi che oggettivamente sono in conflitto, perché l'utente ha interesse a pagare poco, il gestore ha interesse invece ad essere remunerato quantomeno in giusta misura per poter coprire i costi, e al tempo stesso sullo sfondo c'è anche l'ambiente, perché noi stiamo facendo tutto questo per tutelare l'ambiente. Quindi bisogna mettere insieme i pezzi e cercare un punto di equilibrio. E questa logica di equilibrio tra interessi contrapposti è sottesa, come vedremo adesso nella slide successiva, anche alla metodologia tariffaria, perché quello che si vuole attuare col metodo è appunto cercare di far pagare l'utente in giusta misura, quindi una tariffa non troppo onerosa, non spropositata rispetto al servizio, al tempo stesso la remunerazione del gestore e il raggiungimento degli obiettivi ambientali. Questa è una slide semplicemente panoramica che vuole far vedere come, da quando sono state attribuite le competenze all'autorità, l'autorità sia entrata progressivamente nel servizio rifiuti e lo ha fatto non soltanto lato tariffa, ma sotto molteplici profili, che vanno dalla trasparenza alla qualità. Ecco, la qualità, sappiamo che nel 2022 è stato approvato un importante provvedimento, che è il testo unico sulla qualità del servizio, che per molti è stato l'occasione per implementare nuovi standard di qualità sul proprio territorio. Ha comportato anche dei costi aggiuntivi. Però, come abbiamo visto prima, l'obiettivo è quello di garantire una diffusione sul territorio nazionale, livelli di qualità minimi e omogenei. La regolazione tariffaria. Allora, 3, secondo me, sono i principi che caratterizzano le regole dell'MTR2, che se qualcuno ha avuto occasione di guardare trova molta matematica, molti termini di difficile comprensione e non di uso comune, però alla fine le logiche che ci stanno sotto non sono così astruse, anzi. Il principio cardine è il principio della piena copertura dei costi. Questo principio, nell'ambito della terminologia tariffaria, significa che le tariffe che pagano gli utenti devono essere il più possibile vicine ai costi sostenuti dal gestore.
Quindi in questo modo si trova un po' quell'equilibrio a cui accennavo prima. L'utente non paga troppo né troppo poco, perché la tariffa pagata è vicina, aderente, quasi uguale ai costi. Chi sta nel settore rifiuti sa che questo principio della copertura dei costi in realtà non l'ha inventato ARERA, c'era anche prima, è dal Ronchi che il prelievo sui rifiuti deve coprire tutti i costi di esercizio e di investimento necessari all'erogazione del servizio. Cos'è che è cambiato con la regolazione? Fondamentalmente due cose. La prima è il modo di calcolare questi costi, perché col DPR 158 del 99 i costi venivano calcolati mediante stime, erano costi di natura previsionale e o si è molto bravi a fare le stime o questa vicinanza tra tariffe e costi rischia di essere seriamente compromessa. Con l'autorità e la metodologia cambia completamente questo modo, possono essere ammessi al riconoscimento tariffario soltanto costi ex post, quindi risultanti da fonti contabili obbligatorie, quindi non più stime ma costi certi. In questo modo si ha una maggiore certezza che i costi pagati le tariffe pagate agli utenti siano vicini ai costi effettivamente sostenuti. L'altra cosa che cambia è questa. Prima dell'avvento della regolazione il corrispettivo del servizio era unicamente legato al prezzo, al corrispettivo pattuito in sede di affidamento. Quello era e veniva aggiornato, per aggiornato Istat, ma quello rimaneva. Cosa succede? Che se vogliamo mantenere ferma questa aderenza nel tempo, e il tempo dell'affidamento è di medio-lungo termine, tenere fermo il prezzo iniziale rischia di non garantire questa vicinanza, perché le tariffe si discostano o rischiano di discostarsi nel tempo rispetto ai costi. La metodologia tariffaria supera questo limite perché garantisce comunque l'esistenza di un corrispettivo, ma al tempo stesso ogni 2 anni dice di rifare i conti per vedere se effettivamente quel corrispettivo iniziale continua a essere vicino ai costi e quindi se le tariffe sono corrette o vanno aggiustate. Il secondo elemento che caratterizza la metodologia è l'introduzione di una misura che è il cosiddetto sharing sui ricavi, che è specificatamente finalizzata a sviluppare l'infrastruttura necessaria a garantire gli obiettivi ambientali, il raggiungimento degli obiettivi ambientali sull'economia circolare, quindi recupero, riciclo, preparazione e riutilizzo. Questo meccanismo sostanzialmente premia il gestore che contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi. Se il gestore non dà un contributo determinante, non riceverà il premio, lo riceverà in misura molto minore. Se invece contribuisce, e se contribuisce il gestore vince anche il territorio, allora lui ha diritto a un premio maggiore. Il terzo elemento è quello un'attenzione alla sostenibilità delle tariffe. Abbiamo detto va bene copertura all'inizio il principio della piena copertura dei costi, ma se mettiamo in fila i costi del 2024 e otteniamo un numero che è molto lontano, molto più alto rispetto al 2023, interviene la regolazione e cappa, quindi blocca la crescita, lo scalino lo contiene ed eventualmente si spalma negli anni successivi. Andiamo a chiudere? Poi. Sì. Allora, questa è la sommatoria costi, è la prima operazione, il principio di copertura di costi. Si mettono in fila tutti i costi e vabbè, questa la saltiamo. Questo è lo sharing, che tradotto al di là delle matrici e tutto significa che sostanzialmente nel momento in cui, come dicevo, cos'è che viene condiviso tra gli utenti e il gestore come premio? I ricavi dei sistemi CONAI, i ricavi dal libero mercato di tutte le frazioni riciclabili. Il gestore che riesce a raggiungere buoni risultati ambientali tiene una parte di questi ricavi per sé come premio e la rimanente parte invece viene messa tradizionalmente in abbattimento dei costi che vengono richiesti al cittadino e quindi serve a far calare il montante tariffario complessivo. Se invece non è bravo, il premio si riduce notevolmente. Questa è la seconda operazione che bisogna fare. Prima avete visto la sommatoria lunghissima, si mettono in fila tutti i costi e si arriva a un numero. E poi bisogna vedere però
che questo numero, come dicevo, non sia troppo grande rispetto all'anno precedente. Il margine di crescita qual è? Allora, quello che è uguale per tutti è quel 2,7, che è il tasso di inflazione programmata. Dopodiché gli si aggiunge una X, che è il coefficiente di recupero e produttività. Cosa significa? Che se sei una gestione già efficiente, la regolazione ti consente uno sforzo di efficientamento minore. Se invece sei una gestione poco efficiente, quindi costi, allora la regolazione ti impone uno sforzo di efficientamento maggiore. Se il servizio rimane invariato rispetto all'anno precedente, questo è il massimo di crescita, quindi da un 2,2 a un più 2,6% rispetto all'anno precedente. Se invece ci sono delle novità nel servizio, elementi di qualità nuovi, si può crescere di un ulteriore 4%. Se ci sono cambiamenti operativi o accorpamenti gestionali, si può crescere di un ulteriore 3%. Il limite massimo comunque ammesso dalla regolazione è un più 9,6 in condizioni normali. Poi c'è l'istanza di superamento del limite, ma generalmente non si fa. Questa era una slide per dare un'idea di come funziona tutto il procedimento, le regole fatte dall'autorità, poi la palla passa in mano al gestore che comincia a compilare il pacchetto del piano economico finanziario, che è un tool di calcolo, una relazione di accompagnamento e una dichiarazione di veridicità dei dati. L'ente territorialmente competente cosa fa? Verifica che i dati inseriti siano corretti, siano ammissibili al riconoscimento tariffario, quindi effettivamente derivino dalle fonti contabili, siano coerenti, quindi ineriscano servizi di gestione dei rifiuti e non altre cose, e infine che siano congrui rispetto alla prestazione. Viene mandato tutto all'autorità, l'autorità verifica che siano state correttamente applicate le regole e, come si diceva prima, approva senza modifiche o approva con prescrizioni, che significa normalmente conguagli negli anni successivi per correggere gli errori eventualmente fatti. Basta. Grazie. Allora, grazie a tutti. Tomiato, Donadio, Giacetti, Giandone, Bettiol. Devo dire che questa è una bolla di positività, cioè l'incontro dei comuni ricicloni è sempre una bolla di addetti ai lavori che ci credono, che lavorano per questo e che capiscono la complessità. Fuori da questa filter bubble, da questo nostro ecosistema, con differenze geografiche marcate che conosciamo e che più o meno purtroppo restano le stesse degli anni precedenti, con qualche avanzamento importante. Diciamo che fuori di qui c'è un'opera di sensibilizzazione importante da fare e anche una difficoltà di capire la complessità di questo mondo. Oggettivamente ogni anno io mi rendo conto di quanta capacità di capire anche le questioni tecniche serva in primis agli amministratori. Allora, dunque, rapporto comuni ricicloni, quindi Piero De Candia, direttore di Legambiente, preceduto, credo, chiedo alla regia, da un video saluto seguito da... Prima o c'è dopo? Come sono pronti loro? Dopo, ok. Dopo. Prego. Sarò più cattivo con Allora, voi, sì, perché gli ospiti sono gli ospiti, ma voi siete i padroni di casa, quindi... Se mi mandate le slide faccio prestissimo. Unica cosa, colgo il c'è questo, lunedì, come già detto, ci sarà il comitato di bacino. I presidenti dei consigli di bacino, quindi gli organi politici, saranno chiamati a decidere sulla tariffa unica di smaltimento, che è un tassello fondamentale per raggiungere l'obiettivo 0 nuove discariche e 0 nuovi inceneritori al 2030. Se perdiamo questa occasione, è un'occasione sprecata, rischia di mettere in discussione tutto il piano rifiuti, quindi rischia di rimettere in discussione tutto l'impianto della virtuosità della Regione Veneto. Visto che ho già qui davanti i sindaci, mi appello a voi che siete la base dei consigli di bacino
affinché possiate essere responsabili nella scelta. Si va avanti tutti assieme. L'idea della tariffa unica di bacino è proprio quella di andare avanti tutti assieme. Ci sarà chi pagherà un po' di più, un po' di meno, potrà essere aggiustata nel tempo, però è un elemento fondamentale anche per la gestione dei flussi dopo. Scusate, allora vado velocissimo con le slide. Un ringraziamento che ha già fatto Gigi ad ARPAV per la raccolta dei dati. Mi soffermo solo velocemente sul metodo di calcolo che abbiamo utilizzato. Abbiamo utilizzato gli abitanti equivalenti come correttivo per le presenze turistiche, anche se sappiamo che non è un correttivo efficiente, nel senso che alcune realtà hanno un impatto turistico che conta molto più di questa correzione, e ci sono anche delle realtà che hanno delle complessità più alte. Però abbiamo tentato di creare questa correzione, mentre le nostre classifiche sono per rifiuto a smaltimento, ovvero il rifiuto urbano residuo, quindi il cassonetto dell'indifferenziata, più gli ingombranti che vanno a smaltimento e a recupero energetico, più lo spazzamento che va a smaltimento senza passare per nessun impianto di riciclaggio, più gli scarti di alcune frazioni. Per gli scarti abbiamo preso gli scarti medi indicati a pagina 109 del piano rifiuti, che sono quelli utilizzati per un calcolo di un tasso di riciclaggio. Ovviamente inserendo anche gli scarti, non è detto che chi arriva primo con una RUR più bassa sia anche quello che manda a smaltimento meno. Sicuramente la percentuale di differenziata e la RUR bassa sono l'elemento indispensabile per arrivare a ottimi risultati di smaltimento. L'altro elemento che influisce molto nel tale rifiuto a smaltimento pro capite è la produzione annua di rifiuti. Quindi io mi fermerei qui e andiamo alle premiazioni, così recuperiamo un po' di tempo. Soltanto un augurio, e so che do ancora più del lavoro che alacremente fa ARPAV. Magari l'anno prossimo riusciremo ad avere delle merceologiche più dettagliate bacino per bacino, così riusciamo ad avere un dato sempre più vicino al reale smaltimento, cioè quello che effettivamente va in discarica. Posso dirvi che già questi dati sono straordinari e penso che siamo quasi gli unici ad averli così precisi. Grazie mille e vi lascio. Complimenti. Allora, noi abbiamo le premiazioni intervallate da una riflessione. Sì, facevo un recap per dire adesso come andiamo. Allora, c'è il video, c'è una prima parte di premiazioni, poi c'è un panel e poi abbiamo la seconda parte di premiazioni. Come ogni anno, l'unico grande problema del forum è fare le foto, ve lo dico, chi c'è ogni anno lo sa, mettetevela via. Allora, detto questo, chiedo alla regia di far partire il video saluto dell'assessore Bottacin. Non potevo mancare un saluto da parte mia a questo importante momento di confronto organizzato da Lega Ambiente, che ringrazio e che evidenzia ancora una volta come il Veneto sia ai vertici nazionali e anche internazionali per quanto riguarda la raccolta differenziata, un dato ormai consolidato
che ci porta veramente ai vertici, ma la grande sfida del nostro nuovo piano rifiuti è quello di ridurre il quantitativo di rifiuto secco residuo al di sotto degli 80 kg pro capite. Ci siamo dati un obiettivo che sembrava ambizioso, ma già 310 comuni del Veneto hanno raggiunto e superato questo obiettivo, quindi vuol dire che è assolutamente un obiettivo realizzabile, un obiettivo concreto, un obiettivo che ci era stato dato come indicazione anche da Legambiente e che effettivamente si sta rivelando un obiettivo alla portata. Ora bisogna continuare per arrivare a raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati con il nostro nuovo piano rifiuti e che prevede l'abbandono totale della discarica per garantire lo smaltimento del rifiuto secco residuo esclusivamente con i 3 termovalorizzatori esistenti in Veneto senza aumentarne la capacità di smaltimento. Quindi un risultato assolutamente importante che ci pone all'avanguardia a livello nazionale e internazionale e che è frutto del lavoro dei cittadini, dei sindaci, dei consigli di bacino, ma direi anche di Legambiente che ci ha suggerito gli obiettivi e che quindi approfitto nuovamente per ringraziare. Ringrazio anche i consiglieri regionali che hanno votato convintamente questo piano rifiuti e devo dire che anche i consigli di bacino si stanno rendendo conto che la premialità nei confronti di chi è virtuoso oppure ha il disagio di ospitare un termovalorizzatore nel suo territorio deve essere riconosciuta, così come la penalizzazione di chi invece non si comporta propriamente benissimo e può migliorare le sue performance. Questi sono gli obiettivi che ci siamo dati, questi sono gli obiettivi che stiamo perseguendo e io credo che i veneti possano essere orgogliosi di questo. Grazie. Bene, allora adesso procediamo alla prima parte delle premiazioni e poi avremo un intermezzo. Prego. Com'è Elena Coreale Santa Croce? Bene, cominciamo subito le premiazioni con i consigli di bacino, ricicloni e rifiuti free. Quindi io chiamo subito qui il Consiglio di Bacino Sinistra Piave insieme al gestore unico del Consiglio di Bacino Savno, che ricordo ha un risultato di rifiuto a smaltimento di 69,8 kg ad abitante equivalente annuo. Chiamo subito anche il Consiglio di Bacino Destra Piave insieme a Contarina e ricordo che il rifiuto a smaltimento in questo caso è di 70,4 kg ad abitante equivalente annuo. Assessori, se volete avvicinarvi per una foto. Due battute ai consigli di bacino. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio Legambiente per questo premio prestigioso. Prima l'assessore ha concluso l'intervento dicendo di essere orgogliosi come veneti, noi di questo risultato chiaramente ne siamo fortemente orgogliosi e desidero condividerlo ovviamente con il territorio, quindi con i sindaci che lo rappresentano e soprattutto con i cittadini che questi risultati ci permettono di raggiungere. Quindi grazie a tutti veramente.
Grazie di questo premio, anche noi ovviamente come sempre è un merito di tutto il territorio, di una sinergia tra istituzioni del territorio coordinate dal Consiglio di Bacino e i cittadini che fanno la loro parte, ma dico anche in questo caso, visto che la rappresento, anche un'azienda seria che fa il lavoro bene. Allora, l'unica cosa che volevo aggiungere, il mio presidente ha parlato di derby, cioè quest'anno si aggiudica la classifica alla sinistra Piave per 69,8 kg a smaltimento contro i 70,4 della destra Piave. Quindi cioè, è una battaglia veramente ai 100 grammi, quindi con congratulazioni a tutti, grazie. Vi ringrazio. Invito a ritirare l'attestato di Consiglio di Bacino Riciclone il Consiglio di Bacino Dolomiti. Grazie a tutti, grazie per l'invito e condivido chiaramente con questo risultato con i sindaci e gli amministratori del bacino Belluno che sono qua presenti anche perché saranno premiati anche come comuni ricicloni e grazie, speriamo di migliorare, insomma stiamo condividendo un percorso di aggregazione anche complicato e impegnativo, vediamo di andare avanti, grazie a tutti. Grazie. Proseguiamo con le premiazioni dei comuni rifiuti free, che vi ricordo che sono i comuni che nel corso dell'anno hanno prodotto meno di 75 kg di rifiuto avviato a smaltimento per abitante. Ora chiamerò quelli sotto i 5.000 abitanti. I primi tre: Sarmede, con una percentuale di raccolta differenziata del 90% e un rifiuto a smaltimento di 52 kg ad abitante equivalente annuo. Cappella Maggiore, con una percentuale di raccolta differenziata nel 91% e un rifiuto a smaltimento di 53 kg ad abitante equivalente annuo, e Miane, con una percentuale di raccolta differenziata del 91% e un rifiuto a smaltimento di 54 kg ad abitante. Se volete dire due cose. Beh, intanto grazie a Legambiente e Regione Veneto per l'opportunità che ci danno. Questo qui chiaramente è il frutto del risultato del lavoro che ormai è partito diversi anni fa, che devo a tutti i miei concittadini e che ha anche implicato un cambio culturale che non è stato semplice all'inizio, ma che adesso ci sta portando appunto ad essere dei comuni virtuosi a livello nazionale. Come bacino, oltretutto quest'anno abbiamo vinto anche il primo premio ed è il frutto e la sinergia di un lavoro tra le istituzioni, in primis il Consiglio di Bacino che ci guida, Savno che è l'ente gestore delegato alla raccolta dei rifiuti e chiaramente anche alla condivisione
degli obiettivi da parte di tutti i nostri concittadini. Quindi grazie, ho un premio che dedico a tutti quanti loro. Grazie, condivido quanto ha detto Larry, il sindaco di Sarmede. È sicuramente un lavoro di sinergia e di forza tra tutti questi enti e soprattutto dei cittadini, quindi il ringraziamento ai cittadini di Cappella Maggiore per lo sforzo che fanno e anche alle buone pratiche che negli anni sono state messe insieme. Ad esempio anche noi con l'aiuto di Savno stiamo portando avanti diverse iniziative sull'uso consapevole del secco, con dei bonus sugli ecopannolini lavabili e altre iniziative che sicuramente aiutano a ridurre il consumo di secco. Grazie. Sì, buongiorno a tutti e grazie. Non mi posso che non allinearmi con quanto detto dai miei colleghi qui presenti. E con orgoglio dedico chiaramente a nome mia e di tutta l'amministrazione che rappresento questo premio ai nostri cittadini che ringrazio perché effettivamente tutti insieme e solo facendo rete riusciamo a mettere proprio in pratica le cosiddette buone pratiche e questo è il risultato. Quindi grazie e ancora a tutti voi. Passo la parola. Grazie. Procediamo con i comuni rifiuti free tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Ora chiamerò i primi tre. Mareno di Piave, con una percentuale di raccolta differenziata del 91% e un rifiuto a smaltimento di 48 kg ad abitante equivalente annuo. Colle Umberto, con una percentuale di raccolta differenziata del 91% e un rifiuto a smaltimento di 51 kg. E Loria, con una percentuale di raccolta differenziata del 91%, anche in questo caso, e un rifiuto a smaltimento di 52 kg ad abitante equivalente annuo. Mareno è anche il primo assoluto, per cui c'è un ulteriore applauso, veramente. Buongiorno anche da parte mia, come chi mi ha preceduto ringrazio Legambiente e l'Ecoforum di questo premio e niente, come ha detto il Consorzio di Bacino che ringrazia le varie amministrazioni, allo stesso modo l'amministrazione ringrazia i propri cittadini perché senza di loro tutti i vari premi non potrebbero essere stati assegnati. Niente, ringrazio ancora e passo la parola al collega. Buongiorno a tutti, ringrazio. Per noi di Colle Umberto è sempre un piacere, un onore. Quest'anno Mareno ha alzato ancora l'asticella perché è andato a 48. Viene il dubbio che magari ci abbiano portato a questo punto, siamo quasi con Termini, ci hanno portato i rifiuti, però questa è una battuta però, avete detto prima il Presidente, è un lavoro di sinergia, perché è bello che possiamo giocarcela tra comuni con Termini. La sfida ulteriore, ne parlavamo anche scendendo in macchina, sarà quello dell'abbandono, perché i cittadini hanno compreso l'importanza di un percorso, hanno metabolizzato una tariffa, hanno metabolizzato il lavoro che c'è dietro. Secondo me la sfida adesso sarà di andare appunto contro questi ecovandali che non capisco veramente cosa possono avere per la testa ogni tanto. Quindi questo secondo me sarà l'ulteriore sfida per
per avere dei comuni sempre più rifiuti free. Grazie. Grazie. Ora chiamo i comuni rifiuti free sopra i 15.000 abitanti. Chiamerò i primi e unici 3. Vedelago, con una percentuale di raccolta differenziata del 90% e rifiuto a smaltimento di 56 kg ad abitante equivalente annuo. Preganziol, con una percentuale di raccolta differenziata del 91% e un rifiuto a smaltimento di 61 kg ad abitante equivalente annuo, e Paese con una percentuale di raccolta differenziata del 90% e un rifiuto a smaltimento di 63 kg ad abitante equivalente annuo. Buongiorno a tutti, mi accodo con quanto detto dai colleghi precedenti, un buon lavoro da fare per chi abbandona i rifiuti, perché nonostante gli ottimi obiettivi raggiunti purtroppo ancora ce ne sono ed è un peccato. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, anch'io mi accodo innanzitutto ai ringraziamenti a Legambiente, che tiene alta l'attenzione su questo tema che è molto importante. E come si diceva prima, appunto, è la sinergia tra i consigli di bacino, le società in house e i cittadini che fanno sì, appunto, che noi ci troviamo qui, diciamo anche con una certa periodicità, perché effettivamente poi le buone pratiche ci portano ad essere negli anni, insomma, sempre presenti, cercando, appunto, come si diceva prima, di alzare l'asticella per gli anni futuri. Quindi grazie ancora. Io sto ritirando come bacino per i miei comuni che non sono presenti oggi, ma approfitto per dare un dato. Una buona gestione misura anche i rifiuti abbandonati, non solo quelli riciclati. Noi sappiamo che i rifiuti abbandonati dai chili che pesiamo sono lo 0,18%, che dà un fastidio come un 100, ma è uno 0,18%. Abbiamo il 99,8% di utenti che fanno il loro buon lavoro. E questo deve essere la good news. Dopodiché ci sono anche le bad news, li bastoneremo, faremo tutto quello che serve, però ricordiamoci, insomma, che c'è un 99,8% silenzioso che fa tutto il suo dovere e uno 0,2% rumoroso, per carità, battiamoli, ma insomma torniamo a pensare positivo. Grazie. Grazie. Ora è il momento di 3 menzioni speciali. Comincio invitando Tecnica Group, che abbiamo deciso di premiare per il suo progetto Recycle Your Boots e regala una seconda vita ai tuoi scarponi da sci. Eccoci qua. Complimenti e prego. Allora, sì, ma ci accomodiamo un attimo perché con le 3 menzioni speciali che diamo adesso mettiamo un po' l'accento su, diciamo, usciamo dal tema dei comuni, degli amministratori e mettiamo l'accento su delle esperienze della nostra regione che abbiamo ritenuto meritevoli di una menzione speciale perché inquadrano il tema
della raccolta differenziata il tema dell'economia circolare attraverso delle esperienze molto positive. Quella di Tecnica Group è un'esperienza che prevede un rispetto della filiera, o meglio della gerarchia dei rifiuti, molto, diciamo, un progetto molto osservante della gerarchia dei rifiuti, perché partono da un lavoro sulla prevenzione, sull'informazione, per arrivare a un lavoro sull'intercetto, il recupero e poi il riuso, il riutilizzo, attraverso anche l'utilizzo di cooperative che di questo si occupano, a Vicenza in particolare la cooperativa Insieme, e poi per il riciclo, e quindi anche sempre attraverso aziende e industrie del territorio per il riciclo, il tentativo di rimettere questi scarponi in ciclo. Quindi diamo la parola per una breve illustrazione. Bene, buongiorno a tutti. Volevo innanzitutto ringraziare gli organizzatori per l'invito e per questa menzione speciale che ci fa davvero piacere e ci rende onore. Mi prenderò veramente pochissimi minuti per raccontarvi il nostro progetto. Se appartenete un po' alla comunità degli sciatori, forse ne avrete sentito parlare, se frequentate negozi di sport o negozi di montagna, magari vi sarà capitato di incontrare il nostro progetto. Prima di partire volevo solo raccontarvi sinteticamente chi siamo, perché molto verosimilmente la nostra realtà come holding è forse meno conosciuta rispetto invece ai nostri marchi. Tecnica Group è una delle principali realtà, la principale realtà a livello italiano e una delle principali a livello mondiale che opera nel settore dell'attrezzatura sportiva e del footwear, attraverso il controllo e la proprietà di 6 marchi iconici. Insomma, se sciate probabilmente li conoscerete: Tecnica, Nordica, Blizzard, i pattini Rollerblade, la calzatura Lova e il Moon Boot. Dunque, noi circa 3 anni fa, oggi stiamo entrando nel 4º anno di progetto, abbiamo avviato un progetto molto particolare di riciclo degli scarponi da sci. Non solo, o meglio, non ricicliamo solo gli scarponi di Tecnica e di Nordica, ovvero quelli di nostra proprietà, ma li ricicliamo tutti, compresi quelli dei nostri concorrenti. Stiamo parlando di circa 10-12 modelli di produttori di scarponi che oggi immettono prodotti sul mercato. Noi, per un senso direi quasi di responsabilità, essendo il principale produttore mondiale al mondo di scarponi da sci, stiamo parlando di circa il 30% dello share di mercato, abbiamo avviato questo progetto nel quale abbiamo iniziato a riciclare tutti gli scarponi di tutti i marchi, quindi facciamo riciclo post-consumo multibrand fino a 20 anni di età. E riciclare uno scarpone da sci è un'operazione piuttosto complessa, nella misura in cui è lo scarpone che è fatto in maniera molto particolare. Stiamo parlando di un piccolo gioiellino di ingegneria fatto di molti materiali, stiamo parlando di circa 120 materiali tra plastiche di diverse miscele, espansi, poliuretani, metalli naturalmente per le leve, le gomme, nonché le fasce velcro. Ecco, quello che noi siamo riusciti a fare sostanzialmente è organizzare un sistema di riciclo dalla base. Nessuno ci ha obbligato a farlo naturalmente, quindi ci siamo ingegnati per creare un sistema che parte dalla volontà di un proprietario di scarponi di portare il proprio scarpone a riciclo anziché, come era stato fatto e come tuttora anche succede, portarlo all'ecocentro e quindi lasciarlo all'interno del rifiuto indifferenziato. Questo è un po' il viaggio che fa il nostro scarpone a partire dall'inizio, quindi abbiamo creato un sistema di reverse logistic all'interno del quale gli scarponi entrano nel sistema di Recycle Your Boots attraverso 4 canali. Originariamente siamo partiti con i negozi, quindi i negozi di montagna, i negozi di sport, allestendo dei veri e propri punti nel quale il consumatore può portare il proprio prodotto usato affinché venisse riciclato, e poi mano a mano ci siamo espansi verso il mondo dei noleggi, attraverso il mondo dei comprensori sciistici, attraverso una collaborazione con Dolomiti Superski e infine come ultimo canale che abbiamo avviato pochi mesi fa attraverso un progetto pilota con un ecocentro in provincia di Vicenza. Attraverso questi 3 canali il consumatore porta il proprio prodotto usato all'interno del nostro sistema. Attenzione, è usato nel senso che lo scarpone
deve avere tutta una serie di prerogative per poter essere prima di tutto riutilizzato qualora ne abbia le caratteristiche funzionali. Quindi gli scarponi vengono di fatto collettati e poi portati attraverso un sistema di reverse logistic in un centro di selezione intermedio nel quale l'operatore decide quale scarpone possa essere reintrodotto sul mercato da quelli che invece non hanno le caratteristiche per essere reintrodotti sul mercato e quindi vengono avviati a una filiera di riciclo. I dati, oggi abbiamo traguardato abbondantemente le 30.000 paia e siamo orientati sulle 40.000, i dati ci mostrano che circa il 10% degli scarponi usati che entrano nel nostro sistema ha quelle caratteristiche funzionali per essere reintrodotto sul mercato. Quindi lo facciamo principalmente attraverso una collaborazione con la cooperativa sociale Insieme di Vicenza. Quindi di fatto cediamo gli scarponi alla cooperativa, la quale li reimmette sul proprio circuito della second hand e con i proventi finanzia i progetti di inclusione sociale e di avvio al lavoro che sono appunto parte, no, della mission della cooperativa. L'85% degli scarponi invece viene avviato a riciclo. E la cosa molto particolare del nostro progetto è che abbiamo creato un sistema chiuso per il quale i termoplastici, principalmente i poliuretani e il propilene, vengono reintrodotti all'interno dei nuovi modelli di scarponi, di sci e di dopo sci dei nostri brand di Tecnica Group. E questo è un po', diciamo, lo schema di lavoro. Siamo riusciti a individuare tutta una serie di applicazioni tali per cui il rigenerato termoplastico post consumo rientra in alcune componenti dei nostri prodotti. Siamo anche riusciti attraverso una serie di progetti di ricerca e innovazione, avvalendoci della collaborazione di industrie terze, anche a riciclare la scarpetta interna. La scarpetta interna dal punto di vista ambientale è estremamente impattante e solo nella scarpetta ci sono circa un centinaio di materiali. Tra le varie applicazioni che siamo riusciti ad individuare, la più significativa è riportare la scarpetta all'interno delle piste da sci, soprattutto facendone materassi protettivi e bordopiste, quindi attraverso una collaborazione con l'Ischi, che è un'azienda di Bergamo, la scarpetta viene macinata, viene riagglomerata e viene poi portata all'interno di un materasso sandwich con una share di circa il 30% e i materassi poi vengono normalmente utilizzati all'interno delle piste e vengono anche utilizzati all'interno del circuito di Coppa del Mondo. Il tutto parte attraverso un sistema di reverse logistic organizzato su circa 400 punti vendita ad oggi ed esteso su tutto il territorio europeo, o meglio su buona parte del territorio europeo, su 12 paesi. Quanto bravi siamo a riciclare uno scarpone da sci multibrand, quindi di tutti i produttori, fatto di tutti questi materiali e compositi? Beh, siamo piuttosto bravi perché ad oggi circa l'85% dei materiali di uno scarpone viene riciclato. Mediamente uno scarpone che entra all'interno del nostro sistema pesa circa 3,8 kg, quasi 4 kg di plastica. Quello che noi siamo in grado di fare è tirarne fuori circa 3,25 kg, in particolare 2 kg tra polipropilene e poliuretano che vengono reintrodotti all'interno dei prodotti di Tecnica Group, chiaramente sostituendoli alla materia prima vergine. Complessivamente in circa 3 anni di progetto, come dicevo oggi siamo entrati nel 4º anno, abbiamo contribuito ad un risparmio di circa 300 tonnellate di CO2 derivanti dal fatto che i prodotti non vengono mandati in discarica e dal fatto che le materie che noi riusciamo a rigenerare a partire da uno scarpone fine vita vengono reintrodotti all'interno del ciclo produttivo in componenti ad elevato tasso tecnico di Tecnica Group. Questo è tutto, grazie. Grazie mille. Procediamo con la premiazione dei capoluoghi di provincia ricicloni, per cui chiamo Treviso con un rifiuto a smaltimento di 82 kg ad abitante equivalente annuo e una percentuale di raccolta differenziata nel 2023 di 87%. Insieme al comune di Belluno
con un rifiuto a smaltimento di 90 kg ad abitante equivalente annuo e una percentuale di raccolta differenziata di 86%. Complimenti. Grazie. Beh, devo dire che questo è veramente un bel punto di partenza, perché non è un punto d'arrivo. Da quando noi partiamo ogni anno con questo bellissimo traguardo, noi ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo sempre di migliorare, anche perché, l'abbiamo detto, la deadline è molto vicina e quindi bisogna lavorare a testa bassa, però come dicevi tu, direttore, la comunione di intenti, l'insieme ci permette di arrivare molto molto avanti. Se penso a 10-15 anni fa, quando conferivamo tutto in discarica, devo dire che di passi avanti ne abbiamo fatti tantissimi. E se guardo da qua a 10 anni, ritengo che forse questo Ecoforum non si dovrebbe fare più, perché il rifiuto sarà una cosa, un valore aggiunto, non avremo più le discariche, è forse un traguardo difficile, però dobbiamo sempre guardare avanti a testa alta e secondo me sarà un traguardo facilmente raggiungibile. Devo dire anche che bisogna lavorare tanto di più con le scuole, con le nuove leve, perché per noi è stata una transizione, un passaggio, l'abbiamo affrontato, non è stato semplice ma ce l'abbiamo fatta. Per i ragazzi sarà una cosa molto più semplice, però sarà da parte nostra dover aiutarli ad avere molto più buon senso nell'utilizzare i rifiuti. Quindi devo dire veramente grazie di cuore, ringrazio il Consorzio Priula e Contarina perché ci hanno permesso insieme di arrivare e ottenere questo grandissimo risultato. Niente, ci rimbocchiamo le maniche e avanti ancora. Grazie. Buongiorno a tutti, sì, siamo sempre i vicini, Treviso-Belluno, Belluno-Treviso e Treviso-Belluno. Allora, io dico una cosa un po' meno scontata. Noi viviamo alle pendici delle Dolomiti, quindi già da piccoli i nostri genitori, soprattutto il mio, che ci portava in montagna tutte le settimane, ci insegnava a riportare a casa i rifiuti. Forse sarà per questo, perché dobbiamo rispettare l'ambiente, abitiamo, scusatemi se lo dico, in uno dei posti più belli del mondo e quindi siamo nati un po' con questa cultura di salvaguardarlo. E quindi adesso, da quando mi sono messa un po', diciamo, in politica, l'ho visto anche attraverso appunto il comportamento dei nostri cittadini. Quindi io in primis ringrazio loro. Mi auguro che anche tutti i turisti che vengano a visitare le nostre zone si comportino come hanno insegnato a noi e penso che, ma anche penso Treviso, no, i turisti in generale, ma si sa che nelle città turistiche comunque, sia nella montagna che anche Treviso comunque, c'è più possibilità di avere gente che arriva in certi momenti, quindi ecco, il rispetto per la nostra città e le nostre montagne viene premiato attraverso anche queste menzioni. Io però voglio ringraziare appunto tutte le persone che ci abitano perché hanno veramente un comportamento adeguato al posto in cui viviamo. Grazie ancora. Grazie mille. Complimenti. Adesso è il tempo della seconda menzione speciale a Komatsu Italia Manufacturing per un importante esempio di economia circolare e per l'impiego del calore prodotto dall'impianto di trattamento dell'organico attraverso la rete di teleriscaldamento. Grazie. Chiamo anche Sesa a ritirare il premio.
il teleriscaldamento è frutto del trattamento dei rifiuti organici di Sesa. Quindi. Sì, grazie del riconoscimento di cui siamo orgogliosi. Noi siamo parte di una multinazionale giapponese che da molti anni predicano il trattamento dell'ambiente in maniera adeguata. Noi siamo partiti molto tempo fa. Noi vorrei dire che oltre che comune siamo un'azienda riciclone, perché produciamo 17.000 tonnellate di rifiuto lo scorso anno e 15.000 li abbiamo portati allo smaltimento differenziato, con 38 tipi di rifiuti diversi. Con Sesa è partita una grossa iniziativa qualche anno fa, grazie anche all'amministrazione comunale di Este, dove ha fatto sì che insomma, siamo stati raggiunti del teleriscaldamento, assorbiamo 4,2 megawatt di potenza, quindi circa un 30% della potenza della centrale, dove facciamo tutti gli asservimenti attraverso il teleriscaldamento. Quindi siamo arrivati tra energia green da fonti rinnovabili e teleriscaldamento a ridurre la CO2 in emissione dell'88%, che è un buon risultato, ma questo non ci ferma perché vogliamo ancora migliorare e proseguire su questa direzione. Grazie. No, rappresento in questa occasione Sesa perché io sono presidente di Agrius, quindi del gruppo, e quindi queste cose ci fanno solo piacere, nella nostra volontà, sin da tanti tempi, e quindi complimenti anche a loro, soprattutto che hanno adottato questa politica, e grazie all'organizzazione soprattutto dei ragazzi, guarda i ragazzi, cioè, li vedo sempre. Grazie. Procedo con la menzione speciale al Comune di Rovigo, che in un anno ha aumentato la raccolta differenziata di quasi il 15%, passando dal 68% all'83%. Chiamo insieme alla sindaca di Rovigo Ecoambiente. Allora, finché fanno le foto penso sia il maggior incremento di un capoluogo di provincia che si sia mai registrato, quindi lascio la parola. Io ringrazio ancora per aver scelto Rovigo per questa iniziativa, ringrazio i sindaci anche degli altri comuni del Veneto che oggi sono venuti qui. Devo dire che io sono stata eletta a giugno e quindi ringrazio chi prima di me anche è stato in grado di far sì che questo sia un ottimo risultato, e ovviamente grazie prima di tutto ai nostri cittadini. Grazie ancora. Sì, mi associo anch'io al sindaco per i ringraziamenti, perché comunque, l'ho già detto all'inizio, l'ho già detto ieri nella giornata di ieri, è veramente d'orgoglio il risultato che abbiamo ottenuto, però ringrazio anche tutta la squadra, come ho sempre detto, quindi sia il Consiglio di Bacino, sia il Comune, sia tutti gli operatori, tutti i dipendenti di Ecoambiente, e ho anche qui la vicepresidente insieme a me, e anche i CDA che si sono susseguiti in questi anni, perché hanno dato la possibilità con un contributo di ognuno di ottenere questo buonissimo risultato. Però non voglio ripetermi, ma veramente il plauso va a tutti i cittadini che hanno contribuito a questo straordinario risultato. Grazie. Grazie. Procedo con la premiazione dei comuni ad alta pressione turistica, ovvero con più di 1 milione di presenze turistiche l'anno. Al primo posto abbiamo Abano Terme, con il 77% di raccolta differenziata. Al secondo posto Cavallino Treporti, con il 74% di raccolta differenziata, e al terzo posto Malcesine, con il 72% di raccolta differenziata.
Innanzitutto ringrazio Lega Ambiente per questo ennesimo invito qui a Rovigo quest'anno, l'anno scorso ad Erzo, l'altro anno a Bergamo, se non erro. E sono delle belle soddisfazioni anche perché l'amministrazione di Abano, assieme al territorio e agli stabilimenti termali, hanno intrapreso un percorso di miglioramento continuo e i risultati si vedono nei numeri, nei dati ovviamente e nella soddisfazione di partecipare a questo eco-incontro, eco-forum praticamente ogni anno. Grazie a tutti. Grazie, no, aggiungo soltanto che per sottolineare che Abano è un territorio dove il sistema degli alberghi termali, diciamo, il comune è riuscito a mettere a sistema con l'azienda un modello che funziona. Gli altri due territori che non sono qui e vi salutano, insomma, che non hanno potuto esserci, che sono il Cavallino Tre Porti, invece ha un sistema molto legato alla costa, lo sapete bene, e al sistema dei campeggi, e quindi anche lì si può far funzionare un sistema di campeggi in maniera eccellente nella raccolta, mentre il lago, ecco, sono tre forme diverse, lì invece il turismo lacustre, anche Malcesine ha dimostrato che con il sistema anche lì misto invece campeggi alberghi si possa riuscire a gestire in maniera efficiente, raggiungendo, nonostante le difficoltà, perché territori con tanto turismo hanno molte difficoltà, lo sappiamo bene, raggiungere risultati eccellenti. Ci auguriamo di vedervi anche il prossimo anno. Grazie. Procedo con una menzione speciale al Circolo di Legambiente del Veneto Orientale per l'impegno continuo negli anni per la raccolta dei rifiuti costieri e fluviali e per averne fatto una mostra permanente alla Green Station di San Stino di Livenza. Complimenti. Super sintetici. Allora, grazie dell'opportunità. Io solo una breve riflessione sul fatto che sentivo prima appunto il rispetto della montagna. Anche il mare merita lo stesso rispetto, i corsi d'acqua meritano lo stesso rispetto. Quello che la nostra costa accoglie 4 fiumi importanti: Sile, Piave, Livenza, Tagliamento. Quello che raccogliamo durante le attività di pulizia, da spiagge e fondali puliti, Puliamo il Mondo, oppure altre iniziative estemporanee, sono per la maggior parte rifiuti che provengono dagli abbandoni. Rifiuti spiaggiati che arrivano dall'interno e quindi l'appello che facciamo, ma che voi stessi avete fatto prima, è proprio quello di combattere il fenomeno dell'abbandono, educare maggiormente le persone ad avere rispetto, perché tutto quello che abbandoniamo in qualsiasi luogo del nostro territorio, l'acqua ce lo porta al mare. Ed è questo che abbiamo voluto raccontare con la mostra, che Danilo è il nostro socio fotografo e creativo, a cui chiedo magari di raccontare un attimo l'esperienza della mostra. Grazie, ringrazio Lega Ambiente Veneto per il premio. Quello che ho cercato di raccontare all'inizio era un percorso fotografico di quello che facevamo in spiaggia, poi da lì si è sviluppato una raccolta delle cose che più comunemente troviamo in spiaggia e da lì ho cercato di trasferire la sensazione, quello che ci stupisce ogni volta che facciamo una pulizia e di fissarlo su delle piccole creazioni, opere, perché secondo me è importante in questo momento dove abbiamo una società molto digitale, molto veloce, focalizzare quello che si trova, perché quella sensazione di sorpresa che abbiamo noi bisogna trasferirla ai ragazzi, insegnargli l'importanza di fare la raccolta differenziata e soprattutto cercare di evitare assolutamente l'abbandono. La mostra si sviluppa con delle opere, con dei quadri, ma con anche un percorso fotografico. Abbiamo già avuto degli scontri con delle scuole e quindi se avete la possibilità sarebbe importante visitarla. Grazie. Sì, colgo l'ultimo spot, la mostra è aperta,
è permanente, quindi dal lunedì al venerdì più su prenotazione, e le visite delle scuole ci hanno dato una grandissima soddisfazione, ma anche di adulti che sono venuti anche dalla provincia di Vicenza a vederla. Grazie. Grazie. Aggiungo che sono, se volete stare andare lo stesso, aggiungo che la visita è a San Stino di Livenza, presso un casello ferroviario, nel senso la stazione di San Stino di Livenza. Potete scendere col treno e visitare degli spazi che sono stati recuperati dal circolo di Legambiente. Uno di questi spazi è dedicato a una mostra permanente, quindi su prenotazione è sempre aperta. Mi permetto, piccola chiosa, è la prima volta in 9 anni che premiamo un circolo di Legambiente, un'iniziativa della nostra associazione. A volte può sembrare ridondante, no? Vi premiate da soli, però ecco, è la prima volta in 9 anni. Perché? Perché Legambiente Veneto e Legambiente in generale non è, diciamo, solo quello che vedete qui, ma è in Veneto 38 circoli sul territorio che fanno la gran parte del lavoro di sensibilizzazione, di pungolo, di attività educativa, di attività di raccolta rifiuti pluridecennale, come il caso del circolo di cui fanno parte Maurizio e Danilo, e che ci danno la forza e lo stimolo per andare a scovare poi i comuni che fanno bene, le buone pratiche, le esperienze positive nei territori. Ecco, ci siamo permessi quest'anno di darci un po' un premio da soli a tutti quanti per valorizzare la base associativa che è la nostra linfa. Come per i comuni e i propri cittadini, per noi sono i nostri circoli e i nostri associati nel territorio. Quindi grazie, che siete il primo esempio, diciamo, di autocelebrazione, ma molto positivo. Grazie. Concludiamo questa prima parte di premiazioni con la premiazione dei parchi ricicloni. Il Parco del Sile è al primo posto con l'87% di raccolta differenziata e il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi con l'85% di raccolta differenziata. Ci dovrebbe essere il Parco del Sile. Eccolo qua, congratulazioni. Ormai... Sì, una parola solo, perché occupandomi di parchi devo dire che sono un polmone straordinario della nostra regione. Abbiamo 5 parchi regionali, tra cui il nostro Parco del Sile, che veramente trasmettono anche un livello etico-formativo ai nostri giovani nelle loro iniziative, che poi si ripercuote positivamente nelle comunità su cui insiste il parco. Quindi questo è un valore aggiunto, non solo alla diretta conservazione, ma il messaggio che danno. Sì, grazie. Un saluto a tutto il consesso. Io ho sentito prima i commenti e devo allinearmi. Va condiviso questo riconoscimento a tutti i comuni, agli unici comuni del parco. Se vogliamo, il parco ha aggiunto qualche altro elemento. Con un finanziamento della Regione abbiamo riattivato assieme ad altri comuni uno sghigliatore sulla centrale Silea che permette di recuperare tutto il galleggiante, sia organico che non organico, che galleggia e poi abbiamo visto prima va a finire anche in mare, e questo da un anno sta dando dei buoni effetti, quindi è un miglioramento sicuramente rispetto a una condizione dove basta poco per sporcare un ambiente che è notevole. Io non voglio usare termini altisonanti. Io credo che il Sile abbia una buona situazione di educazione della cittadinanza che frequenza, non soltanto di cittadinanza, ma anche dei turisti che frequentano lungo le stere. Ripeto, basta poco per rovinare questo paesaggio, bastano 2 bottiglie, un sacchetto, una busta, e questo deteriora l'ambiente complessivamente. Io sono contento che per il secondo anno siamo qua presenti, spero che il prossimo anno saremo di nuovo. Grazie. Grazie mille, ringrazio anche gli assessori regionali Ozzarazzari e Mantovan, e andiamo a... Solo una cosa sul Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, che non è potuto essere oggi presente. Magari lo sapete, in questi primi giorni di dicembre sono in fase, diciamo, di rinnovo
da parte dei ministeri competenti delle cariche del parco, ecco, ci mandano un saluto, però sono alle prese con incontri, consigli e assemblee direttive. Ecco, ci auguriamo che il prossimo, così un appello, insomma, se qualcuno ci sente, che il prossimo consiglio direttivo del parco, la prossima presidenza del Parco Nazionale sia all'altezza di quello che ha fatto questo mandato, che ha fatto molto bene, ha portato il parco, diciamo, ecco, non solo andare bene sui rifiuti, che ricordiamo non è merito degli enti parco né del Sile né del Parco delle Dolomiti, perché sono i territori comuni, le aziende che raccolgono, però ecco, fanno un lavoro di contorno, di tenere insieme i territori, che riteniamo molto importante, perché poi sono quelli che valorizzano il lavoro ben fatto dai territori e dai comuni che li ospitano. Grazie Presidente. Devo dire che ogni anno, a parte la foto, il tema è che qualcuno non si ribalti, perché abbiamo sempre degli ostacoli in zona palco, quindi è andata bene, perché in ogni location abbiamo degli ostacoli invisibili. Allora, prima del secondo giro dei comuni ricicloni abbiamo un confronto. Avete sentito, e voi che siete del mestiere sapete, che le classifiche dei comuni sono dimensionate per grandezza e per numero di abitanti, e questo anche comprensibilmente perché c'è una notevole differenza nelle capacità di esercitare queste pratiche tra i comuni più piccoli e quelli più grandi. Ma è anche vero che a fronte di dimensionamenti simili, se non uguali, i comportamenti delle città sono diverse. Noi analizzeremo la situazione rispetto a questo scenario dopo aver visto la situazione di Treviso, di Belluno e di Rovigo, con 3 rappresentanti di società che si occupano sul territorio, in territori che tendenzialmente definiamo Padova, Venezia e Verona, si occupano di smaltimento e quindi sanno quali siano i livelli di complessità dei capoluoghi di provincia. Quindi invito qui con me sul palco Massimo Buiatti, direttore dei servizi ambientali di Acegas APS AMGA, Roberto Becchis, presidente di AMIA Verona, e Renzo Favaretto, direttore della divisione ambiente di Veritas. Mi dicono dalla regia che abbiamo 8 minuti a intervento e che poi arriveranno le colonne della protezione civile come ogni anno in funzione pre-buffet. Buongiorno, benvenuti. Sì, siamo qui, direi che stiamo comodi, abbiamo i microfoni. Allora, vabbè, io ho l'ordine che è del tutto indifferente, ma ce li ho in ordine, quindi partirei con Buiatti. Prego. Ecco qua, si accende. Innanzitutto un buongiorno, un bentrovati a tutti, a tanti amici e tanti colleghi che vedo qui oggi. Quindi oggi Padova, quindi dopo mi hanno detto anche di essere stretto un po' con le tempistiche, quindi partiamo rapidi. Questo, ecco, si vede, volevo portare una qualche pagina che mi supportava in questa descrizione oggi, quindi una prima pagina che andrà a fornire un contesto di che cosa succede a Padova, le principali numeriche, e poi una sintesi delle 4 sfide, delle 4 sfide che Acegas APS AMGA, diciamo, affronta tutti quanti i giorni a Padova. Parto subito da quella che è una pagina che dà un contesto e le principali numeriche, quindi Padova è la terza città, con 209.000 sono gli abitanti, con 115.000 poi le tonnellate dei rifiuti prodotti, e con una raccolta differenziata che si assesta, questo è un dato vecchio, è un dato ancora del 2022, che si assesta al 64,3%. Dopo questo abbiamo visto quest'anno che è un dato in crescita, si assesta sul 64,5%, però questo un po' un numero che dà una rappresentazione di che cosa è Padova. Poi andiamo a leggere sulla seconda riga in quale modo facciamo le nostre attività, quindi con 265 che sono i nostri operatori sul territorio. Qui sono quasi un H24,
Poi abbiamo anche naturalmente un servizio che andremo a vedere sulle pagine dopo, misto, quindi con una raccolta stradale e una raccolta con porta a porta, quindi il numero dei contenitori in campo è sicuramente ampio, sono 186.000, e con 221 mezzi waste, quindi sostanzialmente mezzi mono o anche posteriori, anche spazzatrici, o mezzi piccoli che tutti i giorni per tutto l'anno sono in attività. Un qualche numero di che cosa fanno queste persone e questi mezzi a Padova: sono 42 milioni i metri spazzati, quindi sostanzialmente Padova su questo ambito un'attività intensa, e quindi che dà sicuramente una dimensione di quella che è una complessità. E poi un paio di numeri che poi toccano un tasto, me l'ha chiesto Piero anche. Quindi il tema di abbandoni, che è un numero importante, perché sapete che oltre ai cittadini di Padova sicuramente abbiamo un pendolarismo spinto, abbiamo un'università, e quindi qui sicuramente c'è un numero di abbandoni importante a Padova. In calo sicuramente il numero dei 9.200 è un numero alto, in questi anni in un leggero calo. L'altro titolo importante che evidenzia il modo in cui Padova, diciamo che mette a terra sicuramente un servizio, noi a Padova mettiamo a terra un servizio industriale, è qual è il numero delle prenotazioni, cioè quanti sono i cittadini che chiamano il call center oppure via app per andare a fare un ritiro a casa, e sono 164.000, e quindi qui potete vedere come sicuramente un servizio complesso per andare a mettere in campo tutte queste attività. Passo alla pagina dopo, che rappresenta le 4 sfide, i 4 assi sostanzialmente che rappresentano le nostre attività in Padova. Ecco, sicuramente il primo asse, sicuramente il più importante, è il servizio. È un servizio che al primo posto mette la efficienza, quindi naturalmente essendo una città grande la efficienza, visti i numeri anche sulla pagina prima, è un titolo importante, e 2 è un servizio che è anche custom, è un sartoriale, quindi siccome Padova è un territorio complesso, naturalmente non è un servizio diciamo standard su tutta Padova, ma andremo a vederlo sulla pagina dopo, sicuramente un servizio che si adegua al territorio. Spostandoci verso l'asse sinistro, un titolo forte che ci accompagna in questi ultimi anni, anche complice, che ha dato una spinta il PNRR, quello che è uno sviluppo dei nostri asset, di quella che è la dotazione impiantistica nostra, quindi con 2 nuovi impianti che andremo a vedere nella pagina dopo, e con una forte spinta sulle sostenibilità anche, quindi con una flotta che è diciamo in cambiamento. Altro titolo che l'avvocato oggi di ARERA ha portato al tavolo in qualche pagina, che è sostanzialmente un intervento di ARERA che in questi ultimi anni sicuramente, da quello che è un nostro punto di vista, ha dato un contributo forte sia a quelle che possono essere le attività di efficientamento, ma anche di industrializzazione spinta delle attività. Quindi qui lo dico, insomma, dopo con tanti colleghi abbiamo parlato di questo, un ARERA che è una opportunità, quindi questo è sicuramente un titolo forte. Il quarto asse, che poi è un leitmotiv anche, è un filo rosso che accompagna tutte le nostre attività, e anche questo settore industriale che è arrivato forse ultimo in questi anni, sono le attività di digitalizzazione. Passo alla pagina dopo per fare una sintesi di queste 4 sfide, di questi assi sui quali stiamo sviluppando il nostro servizio. Quindi abbiamo detto Padova è una città complessa, quindi vediamo una mappa verso sinistra di come facciamo le attività in Padova. Questo è un mondo raccolta, quindi su Padova abbiamo una coesistenza di quello che è un porta a porta che rappresenta circa il 60%, poi abbiamo una parte stradale, vedete in quella zona gialla, quindi un mondo stradale che è circa il 40%, e poi un 1,5% circa di una raccolta che andiamo a fare in centro, raccolta a sacchi.
E in quest'ultimo anno, insieme al Comune di Padova, abbiamo deciso che nel primo semestre del 2025 andremo a fare un revamping di quella che è la raccolta alla Sacra Famiglia, che è un quartiere di Padova, e qui quindi un servizio che parte nel 2025, e quindi in questo ambito per la prima volta a Padova andremo a mettere in campo un servizio smart, quindi che va a contemplare sia una parte di porta a porta, in quella parte di quel quartiere che è meno densa sostanzialmente, e anche quella che è una raccolta stradale fatta con un conferimento via tessera. Quindi volevo portare qui oggi all'attenzione, visto che si parla di queste nuove sfide, di quanto anche in quelle che sono le nuove attività legate alla raccolta siamo andati a guardare il territorio, a capire quanto complesso è e a capire qual è il servizio che in quel territorio serve. Il tempo è piuttosto stretto, quindi vado su questa pagina che dà una rappresentazione che vi ho detto già, quindi sviluppo dei nostri asset, quindi il titolo è bisogna fare investimenti, quindi abbiamo un impianto per il pretrattamento della carta e della plastica. Questo è un impianto del quale avevo fatto un racconto tecnico qui proprio anche l'anno scorso, quindi su questo non vado oltre. Poi un CDR nuovo, un centro di raccolta nuovo, ne abbiamo 4 a Padova, e questo è questo che andremo a mettere in pista nel corso del 2025, a inizio del 2026 sarà il quinto, e quindi qua dà un contributo importante, 2 punti su quella che è la raccolta differenziata. Poi, ultimo titolo forte, un tema mezzi, un tema che si collega con le logiche che attualmente si stanno sviluppando in questi anni del net zero, quindi sapete che Padova è una città che vuole essere impatto zero al 2030, e quindi anche quello che è un cambio delle flotte con... vedete una foto qui che è una spazzatrice e anche elettrica sostanzialmente, quindi per dare un contributo tecnico, se anche noi come CEGASEPE siamo e come servizio, siccome siamo uno stakeholder importante a quello che è il percorso che sta facendo Padova in un'ottica di net zero. Questa pagina salto perché oggi naturalmente abbiamo anche la collega che ha già fatto un racconto di come in questi ultimi anni abbiamo avuto un intervento di ARERA che ha spinto forte su quelle che sono le nuove regole, delle regole nuove e delle regole standardizzate. Ultima pagina, che è un mondo digital, e quindi in questi ultimi anni anche quello che è il nostro settore, che forse in quest'ambito era rimasto un po' indietro, quindi abbiamo messo un computer su ogni mezzo, questo l'abbiamo fatto circa 8 anni fa, dopo abbiamo dato un tablet, abbiamo dato uno smartphone in mano ai nostri colleghi, a quelli che vanno a operare in campo, e quello che stiamo poi per andare a fare su Padova ultimo, andiamo a mettere un computer anche sulla raccolta stradale, un computer sui contenitori, questo per poi andare a chiudere il cerchio. Sono andato un pochettino oltre e chiudo qui. Grazie. Grazie Boiati, la parola a Roberto Bechis, presidente di AMIA Verona. Prego. Sì, buongiorno. Propongo l'istituzione del premio Coraggio, perché venire a parlare di Verona oggi penso ad onore di meritare il premio Coraggio. Velocemente 2 o 3 slide solo per riflettere insieme su una situazione sicuramente di una città che eredita una situazione difficile sulla quota differenziata. Abbiamo già visto i numeri, i confronti, per cui possiamo andare via velocemente. La città di Verona è al 54% di quota di differenziata. Abbiamo inoltre anche altri numeri decisamente negativi. Velocemente vediamo la riduzione del rifiuto indifferenziato, chiaramente è il nostro obiettivo, e innalzare anche la percentuale di RD. Quello che è interessante è che rispetto all'attuale sistema, dopo vedremo una mappa, una cartina della città e i sistemi di distribuzione di raccolta che ad oggi ci sono, mi viene a dire di distribuzione dei rifiuti purtroppo, sono il risultato, questo 53%, di situazioni molto diverse tra di loro. Noi abbiamo una situazione che la stragrande
maggioranza della superficie della città di Verona che ha cassonetti ancora aperti, stradali. Qui il risultato di raccolta differenziata è addirittura del 40%. Dopodiché all'opposto abbiamo le zone limitrofe, le città più periferiche che hanno il porta a porta, e qui abbiamo un risultato di RD del 72%. Il nuovo sistema che è partito recentemente, chiamiamolo sistema misto, combinato, attualmente dà il 61% di quota di differenziata, rispetto a un 67% di quando è partito. Per cui qui ci sono già alcune riflessioni importanti da fare prima di vedere la slide successiva. Il nostro obiettivo, già passato alcuni anni fa in Consiglio Comunale e di conseguenza adottato dall'ente di bacino di Verona, di fatto recente costituzione, e di conseguenza anche nel piano d'ambito, è quello di allargare sostanzialmente a tutta la città il sistema combinato. Questo perlomeno per raggiungere almeno intanto in 3 anni il 65% di quota di differenziata. Quel 67 che è diventato 61 lo possiamo imputare soprattutto a una carenza di comunicazione e di coinvolgimento della cittadinanza, per cui questo diventa veramente il fulcro del nostro intervento. Lavorare sulla comunicazione, sul coinvolgimento, sulle associazioni territoriali, chiaramente ancora di più associazioni come Legambiente che si occupa di ambiente, su un coinvolgimento di intervento culturale e un approccio culturale che dobbiamo avere su questo, al di là che pratico e logistico, su questo aspetto. La roadmap qual è? Il Consiglio, lo potete leggere, ma i punti importanti ci tengo a leggerli. Il Consiglio di Bacino Verona Città ha redatto il piano d'ambito di bacino, documento problematico per la gestione dei rifiuti urbani che fissa gli obiettivi previsti per la città per i prossimi 15 anni. Qui c'è un altro aspetto informativo. Per quanto riguarda i contratti di affidamento, Verona Città è ferma dal 1999. Con la nuova amministrazione c'è stata una grossa spinta sia per quanto riguarda il ruolo dell'ente di bacino, sia per quanto riguarda chiaramente e conseguentemente il piano d'ambito, ma anche l'aspetto contrattualistico. Fra circa 20 giorni andremo a firmare, io come Presidente di AMIA Verona andrò a firmare con l'ente di bacino il nuovo contratto di affido di 15 anni per quanto riguarda l'igiene urbana, di conseguenza la raccolta dei rifiuti, e direttamente col Comune il contratto del verde che avrà una durata di 5 anni. Questo permette per la prima volta alla società, all'azienda, di fare una pianificazione finanziaria realmente legata al PEF e realmente legata a un piano di sviluppo e di conseguenza di obiettivi anche ambiziosi per la prima volta dopo molti anni. AMIA Verona SPA ha predisposto l'offerta in conseguenza alla richiesta dell'ente di bacino e del piano d'ambito e di conseguenza siamo arrivati al contratto. I cambiamenti previsti nel servizio di raccolta dei rifiuti urbani che consentiranno di raggiungere quota 65% di differenziata è l'obiettivo nel triennio. Chiaramente siamo ancora lontani rispetto all'85% che è il livello regionale RD, però dobbiamo iniziare e dobbiamo spingere in modo massiccio e decisivo per cominciare a muovere le cose da un attuale stato di fatto di stallo. Il Consiglio Comunale ha votato l'affidamento all'house providing del servizio di gestione rifiuti e manutenzione verde pubblico ad AMIA Verona. Sì, perché nel frattempo, un anno fa, AMIA VR, di cui sono ed ero presidente, la holding, che è la società in-house del Comune di Verona, ha comprato da AGSM AMIA Verona, che è la società operativa con oltre 600 dipendenti ed oltre 400 automezzi che opera sulla città di Verona e sulle zone limitrofe. Questo vuol dire che la AMIA Verona è diventata di recente a tutti gli effetti in-house e che alla stesura e alla firma dei 2 contratti nel mese di dicembre, questo vorrà dire che potremo dare inizio al processo di fusione inversa che farà sì che sparisca la holding e rimanga AMIA Verona detentrice di tutte le certificazioni. Per cui processo in-house che verrà compiuto nel mese di dicembre a tutti gli effetti e fusione inversa che avverrà entro il primo semestre del 2025. Tutto ciò ha portato a uno schema di contratto di servizio
e che chiaramente provvederà a cambiare il sistema di raccolta. Legato a questo anche l'amministrazione ha fortunatamente e direi con impegno portato avanti il nuovo regolamento della città per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, che prevede anche l'istituzione, e questo ci tengo perché è un punto difficile ma importante, l'istituzione di 5 ispettori ambientali. Purtroppo sappiamo la Regione Veneto, a differenza di altre regioni, non ha una legge su quello che sono i ruoli degli ispettori ambientali, che siano questi a base volontaristica o retribuita. In questo senso ho fatto anche già richiesta e rinnovo oggi, mi spiace che siano andati via gli assessori, ma rinnovo la richiesta dell'importanza che la Regione Veneto adotti una legge che preveda gli ispettori ambientali, guardie ecologiche, chiamiamole come vogliamo. Esistono ad esempio in Emilia Romagna sotto base volontaristica ma con impegno economico da parte della Regione. Questo è un ruolo importante per il nostro lavoro, perché ci permetterebbe, ma a Verona con 5 cominceremo a farlo grazie all'amministrazione attuale, di fare sensibilizzazione sulla cittadinanza e dare anche sanzioni, perché il nostro ruolo non è quello di sanzionare, ma tramite le sanzioni, specialmente in una realtà come la nostra, potremo riuscire effettivamente a raggiungere i nostri risultati. Sanzioni che partono già dal mancato ritiro della tessera che apre il cassonetto ad accesso controllato, arrivano atti di delinquenza, a parer mio, ma non credo solo per il mio, dell'abbandono dei rifiuti e alla non osservanza delle regole sulla raccolta differenziata. Questo sarebbe uno strumento molto importante. Velocemente, in 2 minuti, quale sarà il progetto che verrà completamente attuato nell'arco appunto del triennio? Possiamo vedere velocemente nel colore diciamo viola, bluette, tutta la zona che è già porta a porta. Quello che cambierà completamente è la zona rossa, che dà una situazione attuale di cassonetti completamente aperti, senza nessun tipo di controllo, ad cassonetti ad accesso controllato per quanto riguarda l'umido e il residuo, l'indifferenziato, mentre invece ci sarà il porta a porta sulla plastica e sulla carta. Questa è la rivoluzione di tutta la città di Verona, tranne la zona centrale, storico, circoscrizione 1, la cosiddetta Ansa dell'Adige, che è quella azzurrina. Questa zona avrà un sistema diverso perché ha un impatto turistico enorme, sempre di più in crescita. Ormai Verona è assodato, è la terza città in Italia per flusso turistico, ondate di flusso turistico importanti. Questo vuol dire che il centro storico avrà un sistema ad accesso controllato estremo, diciamo così, su tutte le referenze, su tutti i prodotti per quanto riguarda gli abitanti fissi, sempre di meno di questa zona, ed avrà un sistema di raccolta porta a porta di tutte le tipologie di rifiuto in tutte le attività del centro storico. Questo velocemente, chiaramente sono i cassonetti ad accesso controllato e con questo vi ringrazio per l'attenzione. Grazie. Grazie Bechis. La parola a Renzo Favaretto, direttore divisione ambiente di Veritas. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, le città, Croce e Delizia. Delizia perché le città comunque sono aggregazioni urbane importanti, luoghi di elevate opportunità economiche e culturali. Poi parliamo di rifiuti e finiscono le delizie e cominciano le croci. Allora, che il Veneto sia la prima regione di turistica d'Italia penso che sia abbastanza noto a tutti. Che la provincia di Venezia sia quella più turistica del Veneto pure, pertanto per la proprietà transitiva penso che la provincia di Venezia sia la provincia italiana con più turisti. Ecco, dicevo croce per la gestione dei rifiuti perché l'economia turistica è un'economia devastante dal punto di vista della gestione dei rifiuti. Ci sono tante motivazioni perché
insegnare a buone pratiche di raccolta differenziata a persone che provengono da paesi diversi, da culture diverse, lingue diverse, che cambiano in settimana, è una cosa, diciamo, abbastanza impegnativa, se non in alcuni casi impossibile da conseguire. E le croci ritornano ad essere ancora più pesanti nel momento in cui ci confrontiamo con i parametri regionali previsti in termini di produzione pro capite. Io volevo fare un esempio di che cosa significa applicare il limite della produzione pro capite in un comune turistico. Questa è la situazione dei comuni, vedete la situazione dei comuni rispetto alla produzione pro capite, e ovviamente i comuni turistici sono tutti ampiamente al di sopra. Se andiamo a vedere quello che succede in un comune come quello di Cavallino, che tra l'altro è anche stato premiato qui prima, ed è tra i comuni turistici nostri è quello più virtuoso. È un comune che ha 13.000 abitanti, servito da un servizio di porta a porta, però presenta oltre 12 milioni di presenze turistiche all'anno. 13.000 residenti, 12 milioni di presenze turistiche all'anno. Le produzioni pro capite, se riusciamo anche ad evidenziare quelle attribuibili ai 13.000 residenti, sono comunque molto alte, perché riguardano appunto 120 kg per abitante. E se lo confronto questo comune con un altro comune, sempre del territorio metropolitano veneziano, rappresentato dal comune di Spinea, che ha quasi 30.000 abitanti ed è servito da un servizio a cassonetti stradali senza misurazione puntuale, vediamo che il comune di Spinea riesce tranquillamente a rimanere all'interno dei limiti previsti dalle produzioni pro capite regionali, mentre il comune di Cavallino, esclusivamente tenendo presente i residenti, dovrebbe conseguire performance di raccolte differenziate ben superiori. Questo per significare, per dimostrare che l'economia turistica determina un condizionamento e una specificità territoriale che determina una produzione elevatissima di rifiuti, che non è sempre attribuibile al singolo cittadino, ma perché esistono delle situazioni specifiche e strutturali tali per cui è un'economia che produce rifiuti, perché durante il periodo di ferie tutti sono più orientati, più disponibili a consumare, perché è difficile, appunto, come dicevo prima, avere una capacità di rapporto e di relazione con persone che arrivano nel nostro territorio solo ed esclusivamente per consumare il loro sacrosanto periodo di ferie, perché c'è una diffusa presenza di attività non domestiche, di utenze non domestiche, che sono comunque in ogni caso attive in tutto l'anno e che hanno una determinata produzione di rifiuti. Questo era una prima riflessione, quindi esiste, proprio se c'è un orientamento turistico del territorio, un disallineamento tra produzione pro capite del rifiuto e produzione complessiva del rifiuto attribuibile a un determinato territorio. E quindi questa capacità di rappresentare compiutamente l'indicatore della produzione pro capite, quando siamo in presenza di un utilizzo turistico del territorio, di una diffusa presenza di attività economiche e di city user presenti in città, questo indicatore fa una difficoltà a essere rappresentativo e soprattutto conseguibile come obiettivo. L'ultima riflessione che volevo fare era un po' quella che riguarda il futuro. Avevo uno sguardo a quello che ci può aspettare il futuro. Allora, esistono paesi che si stanno sviluppando a ritmi sempre più elevati e soprattutto con tassi di crescita ben superiori a quelli che sono i paesi tradizionali
diciamo, appartenenti alla gerarchia economica. In particolare quello che crea, almeno dal mio punto di vista, molta forte preoccupazione o comunque che merita attenzione è lo sviluppo del continente africano, anche perché ce l'abbiamo di fronte. Ecco, è inevitabile che con questi numeri di sviluppo è inevitabile che avremo una domanda e una, diciamo, presenza turistica ben superiore rispetto a quelle che sono stati fino adesso i valori registrati. Vedete quella la foto la prima foto riguarda Piazza San Marco durante il Covid, siamo riusciti a farla quando c'era il Covid, una bella foto della Piazza San Marco. Quella accanto è la foto che trovate quando, se venite a vederla oggi pomeriggio. Vista la giornata di sole, la trovate così. Non ci sono ancora quelli del BRICS e quelli africani che stanno arrivando e che arriveranno in futuro. L'aeroporto di Venezia sta facendo un investimento da 2 miliardi di euro per la terza pista e prevede nell'arco di 10 anni il raggiungimento di 20 milioni di passeggeri. Nell'aeroporto di Venezia attualmente sono circa 12. Quindi una volta che questi signori hanno raggiunto una certa, diciamo così, capacità economica, l'Africa tra l'altro è mezza cristiana, mezza musulmana, di sicuro arrivano a Roma, Firenze, Venezia e ce li abbiamo tutti quanti qui che vorranno venirci a visitare. Ecco, quindi per tempo dovremmo, secondo il nostro punto di vista, avere delle soluzioni organizzative e anche strutturali in grado di reggere l'impatto di questa nuova domanda di turismo che inevitabilmente sopporteremo. Grazie, grazie. Ringrazio tutti e tre. Prego. Allora adesso chiamo Elena e ci divideremo le premiazioni dei comuni. Forse conviene spostare il cubo perché... No, vabbè. Abbiamo avuto ostacoli più robusti. Prego. Bene, cominciamo con chiamare i comuni ricicloni sopra i 30.000 abitanti. Prima una nota tecnica. Noi vi chiamiamo uno per uno qui a ritirare l'attestato. Faremo prima una foto di gruppo qui e poi, se vorrete una foto singola, potete recarvi all'ingresso. Bene, quindi il primo comune è già stato menzionato e che ha già ritirato l'attestato è Belluno. Poi abbiamo Castelfranco Veneto, Conegliano, Mira, Montebelluna, San Donà di Piave, Schio e Treviso. Grazie. Grazie. Adesso chiamerò i comuni ricicloni tra i 15.000 e i 30.000 abitanti. Abbiamo Bovolone, Cadoneghe, Cassola, Feltre, Lonigo, Negrar, Oderzo, Pescantina,
Santa Maria di Sala, Spinea, Valdagno, Villorba e Vittorio Veneto. Complimenti. Procediamo con la premiazione dei comuni rifiuti free tra i 5.000 e i 15.000 abitanti. Vi ricordo che i comuni rifiuti free sono i comuni che nel corso dell'anno hanno prodotto meno di 75 kg di rifiuto avviato a smaltimento per abitante. Allora, Altivole, Asolo, Bolzano Vicentino, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Campolongo Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castello di Godego, Codognè, Colceresa, Colle Umberto, Cordignano, Crocetta del Montello, Farra di Soligo, Fontanelle, Fonte, Gaiarine, Giavera del Montello, Godega di Sant'Urbano, facciamo una pausa. Procediamo intanto con Isola Vicentina, Istrana, Limana, Loria, Marano Vicentino, Mareno di Piave, Maser, faccio una pausa. Bisogna cominciare a stringersi. Adesso abbiamo Maserada sul Piave, Nervesa della Battaglia, Noventa Vicentina, Pieve del Grappa, Pieve di Soligo, Ponte di Piave, Ponte nelle Alpi. Mi dicono che non ci stiamo più, bisogna stringersi. Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso, Resana, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, scusatemi. Dovevo prima o poi, no? Scusate. Procediamo con San Biagio di Callalta. Portate pazienza. Qua smontiamo il palco.
no? Quasi, ci siamo. San Biagio di Callalta, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Santa Giustina, Santa Lucia di Piave, Sedico, Sernaglia della Battaglia, Sovizzo, Spresiano, Susegana, Trevignano, Vazzola, Volpago del Montello e Zero Branco. Sì, esatto. Perché gli sposti che arrivano altri 1000 italiani? Procediamo subito con i comuni ricicloni. Albaredo d'Adige, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Barbarano Mossano, Borgo Valbelluna, Buttapietra, Caldogno, Camisano Vicentino, Campagna Lupia, Camponogara, Casa Leone, Castel Gomberto, Ceggia, Cervarese Santa Croce, Chiampo, Concordia Sagittaria, Cornedo Vicentino, Cornuda, Correzzola, Costa Bissara, Creazzo, Curtarolo, Due Ville, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gazzo Veronese, Grezzana, Isola della Scala, Lavagno, Longare, Loreggia, Massanzago, Meolo, Monteforte d'Alpone, Monticello Conteotto, Motta di Livenza, Mussolente, Nogara, Oppeano, Pederobba, Piombinodese, Povegliano Veronese, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Romano d'Ezzelino, Ronco all'Adige, Rossano Veneto, Salzano, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Cariano, San Drigo, Santa Giustina in Colle, Sant'Ostino di Livenza, Sarcedo, Sarego, Silea, Somma Campagna, Teolo, Tombolo, Torreglia, Trissino, Valdobbiadene, Veronella, Vigasio, Vigo d'Arzere,
Villa Bartolomea, Villa del Conte, Villanova di Camposampiero, Villa Verla e Zugliano. Complimenti. Lo sapete che i nostri figli o i nostri nipoti, a seconda dell'anagrafe, direbbero che le foto si fanno verticali, ma non hanno presente la sfilata di sindaci. Allora abbiamo ancora 2 classifiche, siamo scesi di dimensione, ora siamo sotto i 5.000, abbiamo i comuni free e i comuni ricicloni. I comuni free sono quelli che stanno sotto i 75 kg abitante equivalente annuo e vado di elenco. Chiedo un po' di umana compassione, diciamo di pietas latina per me e per Elena, perché i comuni in Veneto sono 563, magari qualcuno si è accorpato nel frattempo, quindi ogni anno è un terreno minato, vediamo su quanti accenti salta la mina, ma insomma statisticamente un paio di botole le prendiamo. Beh, allora siamo bravi, dai, su, vediamo se smarcio io la statistica. Allora, Agugliaro, Arcade, Cappella Maggiore, Castignero, Castelcucco, Cerro Veronese, Cesio Maggiore, Cessalto, Cimadolmo, Cison Valmarino, Erbè, Follina, Fregona, Gaiba, Gambugliano, Gorgo al Monticano, Livinallongo, Mansuè, Marano Valpolicella, Meduna di Livenza, Miane, Monfumo, Morgano, Moriago della Battaglia, Nove, Orsago, Palù, Pontecchio Polesine, Porto Buffolè, Possagno, Refrontolo, Revinelago, Rocca Pietore, Salizzole, San Gregorio Alpi, San Polo di Piave, Sarmede, Segusino, Selva di Cadore, Sorgà, Sospirolo, che poi prende la parola, serve un gelato credo, Soverzene, Sovramonte, Teglio Veneto, Vidor, Zenson di Piave e Zovencedo. Suggerisco la seconda fila.
Allora, solo un attimo, Marco Dallò, Sospirolo, un attimo solo, scusate. Ha detto... No, è solo una cosa breve, perché tanto volevo ringraziarvi, Sospirolo, per esserci, solo un secondo, perché ci teniamo a ricordare un amministratore, un vostro collega, un sindaco, Mario De Bon, che purtroppo poche settimane fa, a inizio di questo mese, è venuto a mancare, un sindaco a cui Legambiente teneva molto, perché sui temi ambientali si è sempre impegnato e distinto con grande impegno. Non è un caso che, per quanto ci riguarda, al di là di Comuni Ricicloni, il territorio, il lago del Mis, sia anche uno dei laghi segnalati nella guida blu di Legambiente per i laghi più belli d'Italia, con una qualità delle acque che monitoriamo con la nostra campagna nazionale, piuttosto che per tante altre iniziative che intorno al lago ha saputo valorizzare l'ambiente naturale e cercando soluzioni anche per proteggerlo da quello che può essere l'assalto turistico e le ripercussioni che possono arrivare sul territorio. Quindi io vi chiederei, non un minuto di silenzio chiaramente, ma un applauso per Mario De Bon, perché è stato un grande sindaco. E se Marco vuole dire qualcosa, volentieri. L'amministrazione dedica questo riconoscimento a Mario, che è stata l'anima e anche chi ha convinto tutti quanti a lavorare in questo senso. Grazie. Grazie. Allora procediamo con l'ultima classifica, i comuni ricicloni sotto i 5.000 abitanti. Agordo, Alano di Piave, Albettone, Alleghe, Alonte, Altissimo, Angiari, Annone Veneto, Arsiè, Asigliano Veneto, Badia Calavena, Bagnolo di Po, Barbona, Belfiore, Bevilacqua, Boschi Sant'Anna, Bressanvido, Brogliano, Calalzo di Cadore, Campiglia dei Berici, Campodoro, Canale d'Agordo, Candiana, Carceri, Cartigliano, Castel Guglielmo, Castelnuovo Bariano, Cavaso del Tomba, Cencenighe a Gordino, Ceneselli, Chiarano, Cinto Caomaggiore, Colle Santa Lucia, Cona, Concamarise, Dolcè, Domegge di Cadore, Falcade, Fiesso Umbertiano, Fonzaso, Fossalta di Piave, Frassinelle Polesine, Fumane, Gambellara, Gavello, Gazzo, Giacciano con Baruchella, Gosaldo, Grantorto, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Isola Rizza, La Valle Agordina, Lamon, Lozzo di Cadore, Masi, Monastier di Treviso, Montecchia di Crosara, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Nanto, Nogarole Vicentino, Orgiano, Ormelle, Ospitale di Cadore, Pedavena, Pettorazza Grimani, Piacenza d'Adige, Pianezze, Pincara, Poiana Maggiore, Pontelongo, Pozzoleone, Pramaggiore, Pressana, Quero Vas, Rivamonte Agordino, Rivoli Veronese, Ronca, Roverchiara, Roverè Veronese, Roveredo di Guà, Rovolon, Salara. Basta? Alla S mi fermo, mi manca una pagina. Regia? No, non ho più pagine, sono arrivato alla S. Non credo che finisca la S.
Mi date una copia dell'elenco, che forse manca una pagina qui? Può essere? Io sono arrivato a Salara. Ecco, scusate, ci mancava qualche comune: San Giovanni Ilarione, San Pietro di Cadore, San Pietro di Morubio, San Pietro in Gu, San Tommaso a Gordino, San Vito di Leguzzano, Seren del Grappa, Taibona Gordino, Tarzo, Terrazzo, Trevenzuolo, Valliona, Vallada Gordina, Valle di Cadore, Vestena Nova, Vigo di Cadore, Villaga, Vodo di Cadore, Voltago a Gordino, Zimella e Zoppè. Ecco, siamo veramente alla fine. Cedo la parola a Luigi Lazzaro per i saluti conclusivi. Grazie a tutti da parte nostra. Ringrazio tutti, ora c'è un piccolo buffet conclusivo a cui vi invitiamo a rimanere. Vi chiedo un ultimo scroscio di mani, se ce la fate, per chi ci ha aiutato a organizzare questa giornata, che è lo staff di Legambiente Veneto, a partire da Melissa Morandin, che ha coordinato, che molti di voi conoscono, a Giulia Bacchiega, a Elena Correale, a Paola Valente e a tutti i ragazzi che ci hanno dato una mano per organizzare questo evento. Non si sente niente? Pazienza. A presto e complimenti a tutti.